Allora direi siamo a 50 collegati, vi ringrazio dell'adesione e della puntualità. Io direi proviamo a partire, do la parola subito al Presidente per i saluti, le solite regole di funzionamento del chat, tenete per cortesia i microfoni chiusi e poi quando sarà il momento delle domande vi chiediamo di prenotarvi tramite chat, va bene? Quindi iniziamo i lavori, grazie, buona giornata. Presidente, a lei di iniziare. Va bene, grazie, buongiorno a tutti per la vostra partecipazione. Credo che il tema sia un tema molto importante per la nostra economia. Siamo ormai da mesi che stiamo vivendo questa situazione e iniziamo adesso a vedere le ripercussioni sulla nostra economia in maniera preponderante. Io credo che i dati che abbiamo pubblicato pochi giorni fa erano già dati che non ci vedevano completamente come sistema economico coinvolti nel Covid, ma bensì la prima parte dell'anno non era interessata e già quei dati lì ci davano preoccupazione. Figuriamoci nel prossimo monitoraggio che faremo quali saranno ovviamente i dati saranno certamente molto più drammatici, uso questo termine, di quello che abbiamo pubblicato poco fa. Tutti quanti noi ci stiamo impegnando, chi per il proprio ruolo, per cercare di dare delle risposte alle nostre imprese, per dare una speranza agli imprenditori di continuare a fare gli imprenditori da una parte e dall'altra come istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e ordini professionali siamo tutti coinvolti per questo rilancio. Noi abbiamo un territorio direi molto importante, fortunato su certi aspetti perché abbiamo turismo manifatturiero, però sono settori che ovviamente sono adesso soprattutto il settore turistico in forte crisi e che non si vede una ripresa vicina in tempi rapidi. Proprio oggi Save ha comunicato che l'aeroporto di Treviso non aprirà prima di ottobre, non è detto che apra neanche a ottobre probabilmente, però questi sono dei segnali nel territorio che questa crisi è una crisi importantissima, non vede coinvolta solo l'Italia ovviamente, ma anche le altre nazioni. Stiamo vedendo quanto sta succedendo in America Latina e questo ovviamente avrà ripercussioni molto lunghe. Per cui il nostro compito è quello di cercare di dare anche ai nostri imprenditori, oltre che i suggerimenti, ma anche quali possono essere le prospettive. Cerchiamo di farlo in maniera direi corretta, nel senso che l'impegno nostro è quello il sistema camerale in questo caso, in relazione con il governo, con le istituzioni, con la regione, di fare delle proposte che siano delle proposte di lunga visione e di una programmazione industriale. Ciò che non avviene purtroppo lo vediamo sotto gli occhi di tutti quotidianamente, citiamo l'esempio delle mascherine, ma non solo delle mascherine, tutti quanti hanno cercato di convertire le proprie attività, chi anche producendo mascherine, poi il governo dice ma dovete venderle a un prezzo che decido io, questo mettendoti e piazzandoti fuori mercato. Questo non è quello che ha bisogno l'imprenditore ha bisogno di certezze, ha bisogno soprattutto che chi sta alla guida di questa nave sappia leggere la bussola e guidarci fuori da questa tempesta. E noi dovremmo fare la nostra piccola parte su questo. Lo stiamo facendo come sistema camerale con tutte le armi che abbiamo a disposizione. Lo abbiamo visto proprio pochi giorni fa in una conferenza stampa, le Camere del Nord mettono sul piatto 120 milioni di euro proprio per il rilancio dell'economia di queste di queste 4 regioni, che sono le regioni che hanno quasi il 50% delle esportazioni, no, quasi il 50% del PIL e oltre il 50% delle esportazioni. Però non è sufficiente tutto questo, non è sufficiente perché ovviamente la nostra forza è una forza che se voi potreste immaginare avremo una capacità doppia, ma con il taglio del diritto camerale abbiamo dovuto ovviamente non abbiamo potuto fare più di questo. Però nonostante questo il mondo dell'impresa ancora riconosce al sistema della rappresentanza e anche alle camere di commercio un ruolo e un suo peso a livello istituzionale e noi dobbiamo continuare a svolgerlo questo ruolo tramite i nostri centro studi e appunto tramite
le nostre attività, l'osservatorio economico in primis, direi questo gioiellino che vede il mondo dell'economia, il mondo delle istituzioni, scuola, che sta dando veramente il massimo di quello che può chiedere un'impresa o un'istituzione. Perché? Perché grazie a questo lavoro noi potremo indirizzare e aiutare anche in questo momento soprattutto come rivolgersi al mercato, quali possono essere le produzioni, perché abbiamo gli strumenti tramite Infocamere per poter capire tutte queste dinamiche e saperle tradurre poi. Ovviamente è un compito difficilissimo, arduo, rafforzeremo questo istituto anche a livello regionale, quindi con una sua direi fattibilità a livello regionale, in modo tale da poter essere in rete sistema provinciale e sistema regionale. Questo credo sia una risposta oltre a quella che abbiamo dato assieme alla Regione con i provvedimenti che ha pubblicato nei giorni scorsi, che sono stati condivisi con le categorie economiche. Quindi c'è un gran da fare. Credo che oggi mi è arrivata una lettera tra l'altro del prefetto che ringrazia appunto il lavoro svolto durante la crisi con i codici Ateco, quindi l'impegno che le istituzioni pubbliche hanno, come nel caso delle Camere, hanno messo in questo periodo, al di là che qualcuno sui giornali dice i statali non hanno voglia di fare niente. Non è così assolutamente. C'è della brava gente come nel pubblico e nel privato, e quindi non si può fare di tutto un'erba un fascio, assolutamente. Bisogna dar merito a chi ha fatto il proprio lavoro e lo sta facendo in maniera corretta, seria e professionale. E qua va il mio ringraziamento ovviamente a tutti quanti voi, operatori ovviamente del sistema camerale e non solo, ma anche delle associazioni di categoria, degli ordini professionali. Chiudo, ieri con il prefetto di Treviso abbiamo avuto un incontro per capire un po' com'è la situazione, l'evoluzione. Mi è stato chiesto di fare una panoramica sull'economia e quali possono essere i risvolti. C'è molta preoccupazione da parte ovviamente del prefetto su quale potrà essere il futuro della nostra economia e delle famiglie ovviamente, perché di riflesso sono loro che pagano poi il conto se non c'è lavoro, se non ci sono i soldi per acquisire insomma i libri, i vestiti e quant'altro. Ma non solo, perché dalla relazione che hanno presentato i sindaci ci sono anche tanti imprenditori che hanno fatto richieste presso i comuni di un aiuto per il buono spesa. Siamo arrivati a questi livelli. Qualcuno potrebbe dire ma un imprenditore che arriva a quei livelli lì dovrebbe anche fare una riflessione se vale la pena mantenere l'attività aperta o no. Questo è vero. Il nostro compito, come dicevo prima, è proprio quello di far crescere anche sotto questo punto di vista, se è compatibile che l'attività si svolga o altro. L'altro compito è quello delle banche, che dovrebbero assolvere in maniera direi più concreta, al di là degli annunci quotidiani che fanno sui giornali, il loro compito. La cartina di tornasole l'abbiamo avuta nei giorni scorsi con il bando che abbiamo pubblicato a Treviso per quanto riguarda un contributo a fondo perduto che noi diamo di 415.000 euro, la prima tranche, la seconda sarà all'incirca di un altro milione, una volta approvato l'assestamento di bilancio. Però abbiamo ricevuto più telefonate per capire come si può fare per avere il finanziamento che richieste di cosa devo fare per avere il finanziamento. E questo è veramente, credo, disarmante, perché tanti proclami, tanti annunci, però nella sostanza poi o perché le regole di Basilea ti impongono nel merito di credito, o perché hai una pendenza. In sostanza, in questi giorni i contatti che io ho avuto, e non solo io, ma anche da altre figure che hanno compiti, mi hanno detto guarda, il problema delle banche era in questo momento mettere in sicurezza le linee di credito che avevano erogato e portarle con le linee di credito che il governo dà le garanzie al 100, al 90%. Ecco, questa è la prima priorità delle banche. La seconda priorità è quella di poter fare un po' di cassa come dell'istituzione delle pratiche oppure qui ci vuole molta attenzione da parte nostra, mi rivolgo alle associazioni di categoria tramite i consorzi di fidio che dobbiamo impegnarci su questo versante. Mi sono impegnato con il prefetto di produrre un report da inviare a Roma. Io vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro. Prego, Federico. Grazie Presidente. Allora, entriamo nel vivo dei lavori. Erano previste le sedute anche
presidente dell'Osservatorio Economico Treviso Belluno, Domenico Dalmò, che si scusa, ha avuto un impegno imprevisto, tra l'altro legato agli impatti Covid sull'economia, e quindi mi ha pregato di porgere i saluti a tutti voi e in particolare ovviamente ai soci all'assemblea dell'Osservatorio Economico Treviso Belluno. Credo che questa, come ha ribadito appena adesso il Presidente, no? Questa mettersi in rete, sistema camerale, un Camere Veneto e questa forma partecipata di condivisione dell'informazione, che da 30 anni è in sostanza l'osservatorio, sia particolarmente significativo in questa fase qua, in cui dobbiamo capire l'onda d'urto dell'emergenza sanitaria sull'economia, ma forse dobbiamo capire, proviamo anche a metterci qualche semino oggi, quali finestre di opportunità si stanno aprendo rispetto ai cambiamenti che abbiamo di fronte. Non mi dilungo ulteriormente perché poi riprenderò la parola e abbiamo tanta carne al fuoco. Volevo soltanto presentarvi la scaletta e i relatori per dare un po' il senso alle 2 ore che passiamo assieme. Direi che la scaletta si può dividere sostanzialmente in 2 blocchi. Nel primo blocco, insieme a Antonella Trevisanato, al gruppo del Centro Studi Union Camere, vi forniremo proprio il polso della situazione di come è andato il manifatturiero veneto in questa fase del Covid, tenuto conto che parliamo del primo trimestre 2020, quindi sappiamo che poi il mese, l'apice insomma del lockdown, del fermo è stato aprile. Però appunto proveremo anche a vedere, grazie a alcuni indicatori termometro, come stanno andando le cose adesso, a maggio. Qualche indicatore siamo riusciti a raccoglierlo e questo ci permetterà di in qualche modo bilanciare quello che chiaramente è stato un momento in cui l'imprenditore hanno visto molto nero e qual è adesso la fase di ripartenza. Al nostro intervento si associerà subito l'intervento di Veneto Lavoro, di Maurizio Rasera, amico dell'osservatorio, no? E se vedo anche Maurizio Gambuzza, che saluto, sono l'osservatorio del mercato del lavoro. Tra l'altro, la parte del questionario che ha intercettato, lo diciamo subito, 2000 aziende manifatturiere, quindi un campione molto robusto, oltre a monitorare gli indicatori congiunturali, ha avuto anche una parte per indagare l'impatto Covid. E va detto che questa parte è stata, diciamo, coprogettata insieme a Veneto Lavoro, insieme anche a Banca d'Italia della sezione di Venezia, quindi è stato anche già un bel lavoro di rete per capire sotto più punti di vista qual è l'impatto Covid sul nostro sistema economico. A Veneto Lavoro ovviamente il compito di illustrarci l'impatto sul lavoro e con i loro indicatori molto minuti che anticiperanno qualcosa anche che sta succedendo nel mese di maggio. Dopodiché, con Ca' Foscari in rete, saluto Giancarlo Corò e saluto Monica Pelchero, noi abbiamo, questo è un altro dei motivi, no, che ci ha favorito il mettersi in rete. Avevamo un progetto in piedi, ben prima di Covid, che riguardava la trasformazione digitale, no? Il tema dei temi, insomma, la trasformazione digitale. Va da sé che ci è stato particolarmente intrigante provare a vedere delle prime correlazioni, Monica Pelchero proverà a mostrarle appunto, tra resilienza delle imprese in fase Covid e dotazioni tecnologiche, investimenti che hanno fatto le imprese sulle tecnologie 4.0. E devo dire che quanto ho visto dai primi risultati ci sono delle evidenze estremamente interessanti, che chiaramente non anticiperò, sarà compito di Monica illustrare. A Giancarlo Corò, direttore della scuola economica, no, dell'SLIS, insomma della scuola economica delle lingue e interpretariato del campus Ca' Foscari di Treviso, anche loro di recente soci dell'osservatorio, quindi ci fa molto piacere questa partecipazione allargata. Il compito invece di dirci abbiamo adesso delle politiche economiche a sostegno della ripartenza. La domanda viene spontanea: tutti questi soldi, come spenderli,
cosa farne? No, anticipo una provocazione che proverò poi a qualificare meglio. Si è aggiunto a noi anche, e andrà a chiudere la scaletta della giornata, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, il dottor Davide Moro. E fu un'occasione intermediata dal nostro presidente Pozza. Credo che sarà molto interessante. Eravamo al corrente che anche loro facevano un'indagine sui loro associati per capire la situazione corrente. E credo che vedere dal loro punto di vista, di coloro che sono a fianco dell'impresa come consulenti, di come sta andando, di quali sono gli eventuali intoppi, no, tra bisogni delle imprese in ripartenza e il governare l'economia no, per decreti, da cui il titolo, no, quando la burocrazia conteggia l'impresa, possa essere un punto di ritorno a terra, no, di diversi ragionamenti utile da condividere insieme oggi in mattinata. Questa è la presentazione della scaletta. Senza indugio darei la parola a Antonella Trevisanato per illustrare la prima parte della nostra relazione che riguarda proprio l'impatto sulle dinamiche congiunturali. Vi ringrazio ancora per la numerosa adesione, siamo a 66 partecipanti. A te, Antonella. Condivido le slide, ringrazio Federico Callegari. Allora, io sono Antonella Trevisanato dell'area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto. Oggi vi presenterò i consueti risultati dell'indagine congiunturale che Unioncamere del Veneto realizza in collaborazione con le Camere di Commercio per monitorare lo stato di salute delle imprese manifatturiere del Veneto con almeno 10 addetti. In particolare abbiamo voluto focalizzare questa presentazione su una sezione di approfondimento che abbiamo posto alle imprese nel primo trimestre dell'anno e che riguarda appunto l'impatto dell'emergenza sanitaria. È da ricordare appunto che comunque questa indagine riguarda il primo trimestre dell'anno, quindi comunque 2 mesi a cui c'era ancora un'attività produttiva nella normalità e invece l'avvio del lockdown a marzo. In particolare una domanda che abbiamo posto alle imprese riguardava appunto, era quello per conoscere la quota di imprese che avevano sospeso l'attività e quelle che non l'avevano sospesa e le relative motivazioni. Emerge che dai risultati dell'indagine emerge che il 73% delle imprese manifatturiere ha dichiarato di aver sospeso la propria attività, un 63% in base alle disposizioni governative, un 10% per scelta. Il restante 27% ha dichiarato invece di aver sospeso l'attività e qui un dato importante da far emergere appunto che però circa un'impresa su 3 di queste ha potuto tenere aperto grazie al meccanismo della deroga. Inoltre abbiamo analizzato queste motivazioni tra sospese e non sospese in rapporto ai settori di attività. Qui emerge che i settori più colpiti sono stati quelli per i settori più colpiti dal lockdown, quindi quelle che hanno maggiormente sospeso a livello settoriale, sono stati i settori del legno e mobile, del sistema moda, dei mezzi di trasporto, del marmo, vetro, ceramica, carta e stampa. Inoltre abbiamo anche cercato, emerge anche dal grafico inoltre che le attività che sono state maggiormente, che hanno fatto maggiormente ricorso alla deroga a livello settoriale sono state quella della produzione dei metalli, delle macchine e della carta e stampa. La dimensione del campione, come accennava poco fa Federico, di circa 2000 imprese che a livello regionale rappresentano circa il 20% delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti della regione, ha permesso di analizzare le performance dei principali indicatori produzione, fatturato e ordinativi per i 2 sottoinsiemi, quindi sia per le imprese sospese che per le imprese non sospese. Questi hanno presentato andamenti sensibilmente diversi, infatti sia le variazioni congiunturali che le variazioni tendenziali
Per le sospese sono state fortemente negative, addirittura la produzione con un meno 11,9%, mentre per le non sospese queste hanno registrato una sostanziale stabilità. Ma comunque emerge che nonostante abbiano registrato questi andamenti sensibilmente diversi, non risultino sistematicamente divergenti di segno, indice di un impatto trasversale dell'emergenza che non si è fermato ai semplici parametri dei codici Ateco, ma che ha seguito le più naturali vie dell'interdipendenza settoriale. Analizzando invece nel totale delle imprese quello che è stato l'andamento tendenziale della produzione per settore, emerge che i settori le variazioni tendenziali le flessioni più significative sono state registrate dai mezzi di trasporto, dal legno immobile e dal tessile. Gli unici due settori che hanno mantenuto una certa tenuta, come era facile anche immaginare, sono stati quello dell'alimentare e delle altre imprese manifatturiere. Nelle altre imprese manifatturiere è compreso appunto il settore della chimica e della farmaceutica. Abbiamo inoltre posto questi due indicatori, la posizione del fatturato in serie storica, e qui emerge appunto che dal 2015 il primo trimestre del 2020 è stato il primo trimestre che ha registrato una pesante flessione, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda il fatturato. Lo stesso si può dire per altri due indicatori, quelli degli ordini interni e degli ordini esteri. E ovviamente le difficoltà logistiche e il blocco delle attività hanno impattato su quello che è la domanda sia dal mercato interno, che ha registrato un meno 8%, sia per quanto riguarda il mercato estero con un meno 5,7%. In linea anche il grado di utilizzo degli impianti, che ha perso circa 10 punti percentuali nel primo trimestre del 2020, attestandosi al 63% dopo il 73% che era stato registrato nel quarto trimestre 2019. E inevitabile anche l'accorciamento dell'orizzonte di produzione assicurato dal portafoglio ordini. Infatti i giorni di produzione sono passati da 61 a 40. Agli imprenditori poi abbiamo chiesto quali sono le previsioni per il secondo trimestre dell'anno, ovvero per il periodo da aprile e giugno, per i principali indicatori produzione, fatturato, ordini interni e ordini esteri. Le risposte si sono polarizzate soprattutto sui giudizi negativi e circa il 60%, a volte anche il 65% delle imprese prevede appunto prevede ampie contrazioni di tutti gli indicatori, anche dell'ordine del meno 20% in alcuni casi. È da tenere presente comunque che l'indagine è stata sottoposta alle imprese nel mese di aprile e quindi comunque nel pieno dell'emergenza sanitaria. Tra questi indicatori l'unico che ha dei giudizi forse meno negativi è quello degli ordini esteri, dove appunto i giudizi negativi sono leggermente inferiori ma compensati da giudizi di stazionarietà. Per quanto riguarda le previsioni a livello mondiale, le ultime rilasciate dal Fondo Monetario Internazionale ad aprile prevedevano una diminuzione del PIL del meno 3%, per poi risalire nel 2021 del più 5,8%. Ovviamente sono previsioni che saranno soggette a verifica, tenendo conto anche delle imprevedibilità del periodo. E tutte le principali economie registrano comunque una forte flessione del PIL nel 2020 e un rimbalzo positivo nel 2021. E è da tenere presente però che il prezzo del virus non è soltanto la diminuzione del meno 3% che secondo il fondo di flessione che si dovrebbe avere quest'anno del PIL, ma è anche una mancata crescita
che si sarebbe avuto in una situazione di normalità. Le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale di gennaio prevedevano una crescita del PIL nel 2020 di più 3,4%, quindi in realtà quello che si vanno a perdere sono 6 punti percentuali, oltre 6 punti percentuali di PIL, che in termini monetari corrispondono a 4.000 miliardi di dollari, ovvero tutto il PIL generato dalla Germania, come se nel 2020 la Germania non producesse nulla. Oltre alle previsioni sui principali indicatori, abbiamo chiesto alle nostre imprese anche quali erano le previsioni di recupero delle perdite di fatturato. Quasi l'80% delle imprese ritiene perso il 2020. Ovviamente queste previsioni miglioreranno, peggioreranno, ma dipenderà tutto dalla velocità di recupero della domanda e dalla normalizzazione dei rapporti di scambio tra le filiere. Lascio quindi la parola a Federico. Allora, sì, credo che sia estremamente emblematico questo sentiment, perché così è giusto definirlo, delle imprese che ovviamente nel momento di apice del lockdown hanno visto tutto fermo e vedete, no, una percentuale veramente cospicua dice qui il 2020 è perso, salvo alcune eccezioni che poi andiamo a approfondire. È chiaro, lo dicono tutti gli osservatori, queste previsioni, come anche quelle appena prima presentate, potranno essere riviste a ribasso o, speriamo di no, peggiorare in base a 3 fattori. 2 li vedete indicati in slide. C'è un problema, sicuramente un conto è l'effetto meccanico della ripartenza e un conto è trovarsi dei mercati asincroni, dove la curva del contagio, come vediamo ogni giorno, ha impatti differenti, no? Pensate soltanto oggi Stati Uniti e Brasile, per citare 2 casi più eclatanti. C'è un problema di dipendenza intersettoriale, il terzista che è stato chiuso, piuttosto che il problema degli approvvigionamenti, poi li vediamo. Ovviamente c'è il tema stesso del rientro dell'emergenza sanitaria, che speriamo segui le tendenze che sono in atto e non ci siano pericolosi colpi di vento. Ora, qui appunto non possiamo che, noi che facciamo questo mestiere, non possiamo che stare a cercare di capire come stanno andando le cose attraverso gli indicatori, no? Che possono anticipare il ciclo economico. Ovviamente la prossima indagine l'avremo a disposizione a luglio. Intanto abbiamo fatto ricorso a alcuni consueti indicatori che non dicono stiamo tornando alla normalità, però ci testimoniano, come dicevo prima, quell'effetto meccanico della ripartenza attestato, vedete qui, da un insieme di indicatori che riguardano il traffico stradale. Tra l'altro è di poche ore la notizia che con la riapertura delle frontiere anche il traffico stesso dei veicoli pesanti rispetto a quanto eravamo riusciti a mettere qui in slide sta aumentando, sta recuperando. Insomma, appare evidente, no, la curva, il calo formidabile, sono senza precedenti nella fase più acuta del lockdown, e adesso il fatto che almeno il traffico stradale e autostradale si avvii a tornare verso i livelli pre-Covid. Lo vediamo anche con i consumi elettrici. Siamo sempre in territorio negativo, però insomma l'apice, il culmine negativo di aprile, dove vedete i consumi elettrici, soprattutto nel nord Italia, avevano raggiunto flessioni prossime al 30%, con tutta evidenza, essendo il sistema la parte più produttiva, più industrializzata dell'Italia. Questo spiega facilmente la differenza con il resto d'Italia. Poi vedete, torna progressivamente a salire, anche se siamo sempre attorno a un -6, -7, forse qualcosa di meno se si depura il dato dai giorni festivi. Scusate, non avevo girato la slide, vi do giusto il tempo di scorrerla. È chiaro che se guardiamo questa, che è tra le più autorevoli, no, indagini anticipatrici, no, del ciclo manifatturiero,
noi vediamo che per quanto ci sia un rimbalzo a maggio, questa è proprio l'indagine Marchit di giugno, vi prego, se qualcuno ha il microfono acceso, di spegnerlo, se no c'è qualcuno. L'indagine di giugno ci dice che c'è un rimbalzo del manifatturiero, però sempre resta una tendenza di contrazione. Il motivo principale di questa contrazione è il problema degli ordini, un problema di imprese che hanno pur riaperto, ma che si sono trovate scariche di ordini. Non a caso anche la stessa indagine congiunturale metteva bene in evidenza un significativo accorciamento del portafoglio ordini. Questo è un altro indicatore indiretto che è convergente con la situazione che stiamo rappresentando. Sono i certificati di origine per l'estero rilasciati dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Ne abbiamo fatto un monitoraggio settimanale, vedete, scandito anche dai vari decreti. Anche qui, vedete, andiamo a trovare cali di attività, cali di volume analoghi a quanto visto in precedenza, nel periodo più acuto, no, del lockdown, meno il 65%, adesso stanno ripartendo il rilascio dei certificati, quindi questo approssima in qualche modo una ripartenza dei volumi di attività per l'estero, e da precisare, questi certificati vengono rilasciati per l'extra UE, però siamo ancora sotto i livelli dello stesso periodo anno precedente. Tornando a questa situazione qui, oltre all'impasse delle imprese, sembra interessante anche vedere però questo impatto Covid, come ha sollecitato, no, le imprese, chi in qualche modo se l'è cavata meglio. Vedete, ci sono dei risultati non sorprendenti rispetto alle attese. Prendiamo questa nicchia, no, di imprese che si sono ritrovate a dichiararci non hanno subito perdite. Uno potrebbe pensare che sia soltanto l'alimentare, invece guardate qui la torta, chiaro, stiamo parlando di appena 100 imprese sulle 2000 intervistate, però vedete che oltre all'alimentare ci sono i settori del tessile e dei macchinari. Con tutta evidenza, vi associo subito quest'altro grafico, sono, vedete, gli stessi settori in cui una quota più rilevante di imprese, perché qui siamo al 20% degli intervistati, ci ha affermato che sono riusciti in qualche modo a modificare la produzione. Ma qui siamo in una situazione di riuscire addirittura a non aver subito perdite. Qui però mostriamo un primo fattore di resilienza in cui imprese non solo dell'alimentare ma tessile e soprattutto del comparto meccanico sono riuscite in qualche modo, tra l'esercizio della deroga, in collocarsi magari in filiere assentite, in conversione della produzione, riconversione della produzione, non solo mascherine, anche dispositivi, gomma plastica, possiamo immaginare i dispositivi di plexiglass per la divisione degli spazi lavorativi. Insomma, diventa interessante capire che un 20% delle nostre imprese manifatturiere in questi mesi qua si è riadattata, no, rispetto agli scenari che vedo di fronte. Altri impatti, approvvigionamenti, è stato detto più volte, le filiere globali si sono disarticolate, le imprese fin dal primo sondaggio si avevano dichiarato un forte problema di approvvigionamento e indagando sui paesi, vedete al primo posto, scusate, al primo posto la Cina che per il Veneto significa 4 miliardi di import, poi a ruota la Germania, e qui parliamo di 12 miliardi di import. All'interno, questo problema di approvvigionamento riguarda il 60% delle imprese manifatturiere. Nella prima fase del lockdown il problema era tutto estero, era il famoso problema di materie prime semilavorati dalla Cina principalmente, dalla zona dove erano iniziati i contagi. Poi vedete, il problema si è spostato all'Italia, perché l'Italia, in quanto
paese economicamente bloccato ha messo in luce tutto il blocco dei rapporti intersettoriali di filiera, come si diceva. E addirittura un 10% delle imprese ha cambiato la geografia degli approvvigionamenti. Qui lancio a Giancarlo Corò, che sono suoi temi, una prima suggestione per il suo intervento. Si dice, gli scenaristi dicono, cambierà ulteriormente la geografia delle catene del valore, catene globali del valore. Questo ancora non abbiamo elementi forti per poterlo sostenere, però può essere interessante. Giancarlo, faccio un ragionamento. Salto alcune slide dove vedete i dettagli provinciali, ma dove poi ciascuno di voi, in base alle appartenenze ai territori, può capire qual è la situazione specifica locale dell'uno, va da sé, richiama l'occhialeria. Analogo impatto c'è stato sul tema dei mercati, della distribuzione vendite. Ancora una volta, qui c'è da evidenziare che i primi 5 mercati su cui c'è stata difficoltà rappresentano oltre quasi il 50%, quasi il 50% dell'export veneto, circa 30 miliardi, insomma sui 60, anzi scusate, il 43%, i primi 5 mercati evidenziati dalle imprese rappresentano il 43% dell'export, 28 miliardi di euro. Qui dentro questa sintesi molto, diciamo, superficiale del problema ci sta anche, se volete, l'accelerazione che molte imprese hanno vissuto nel ricorso, nell'intensificazione degli strumenti digitali. Ecco perché poi diventa molto interessante quello che ci dirà Monica Pechero rispetto a chi magari era un po' pronto prima degli altri a cavalcare strumenti, pensate, sono di intercettazione di come in fase Covid sono anche cambiati i consumi, sono cambiate le nostre esperienze di consumo. In tempi, peraltro, altro tema di fondo, no, di questi momenti di mobilità ridotta. Posso soltanto accennarle, fare accenno a queste suggestioni, poi verranno approfondite. Impatto sull'occupazione. Anche qui mi limito ai risultati del nostro campione, temi che poi saranno approfonditi da Maurizio Lasera nel suo intervento, ma mi sembra molto chiaro, no? Questa è una domanda che avevamo concordato con Veneto Lavoro, mi sembra molto chiaro la risposta delle aziende in questa fase qui. Al primo posto la domanda era: cosa avete fatto in termini di gestione delle vostre maestranze in fase di Covid? Ai primi 2 posti sono state messe delle misure che tutto sommato ci portano a dire che le nostre imprese, almeno quelle del manifatturiero, hanno cercato di preservare i livelli occupazionali, contando un po' su una promessa / certezza a livello centrale del finanziamento illimitato della cassa integrazione, viene ribadito anche nelle priorità, però vedete subito al secondo posto anche facendo ricorso anche allo strumento dello smart working, che se andiamo a confrontare, no, le incidenze pre-Covid, l'accelerazione è formidabile del ricorso a questo strumento del lavoro a distanza, al di là di qualcuno, come accennava prima il Presidente, che non riesce a capire la portata, no, di una completa uscita dal lavoro d'ufficio, fordista, timbrare il cartellino, che magari aumenta anche la produttività. Sì, c'è stata una riduzione della manodopera temporanea, un quarto del campione ha fatto ricorso, però vedete, per fortuna, ecco, sulla destra, come si legge il grafico, quello è l'impatto sugli addetti coinvolti rispetto, fatto 100, l'organico delle imprese che hanno risposto a questa domanda. Quindi è molto alto rispetto alla cassa integrazione, 50% dell'organico coinvolto dagli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito. Questo, no, è un'indicazione molto chiara anche di come devono andare a essere, come dovrà proseguire il sostegno alla cassa integrazione, a calare lo smart working, perché con tutta evidenza è chiaro che lo smart working manifatturiero possa aver riguardato più facilmente la parte impiegatizia della forza lavoro. Molto più a calare, vedete invece,
interventi più drastici, riduzione della manodopera temporanea, però dato anch'esso convergente con i dati che dirà Veneto Lavoro, il ricorso al part-time, licenziamento, l'opzione l'abbiamo lasciata perché comunque sappiamo che dal punto di vista economico c'è il divieto di licenziamento, però nulla vietava per altre cause il licenziamento, quindi è stato indicato ma vedete in forma molto più dettagliata. Il dettaglio di questa domanda è interessante perché ci mostra sostanzialmente due cose. C'è stato un ampio ricorso alla cassa integrazione soprattutto per quanto riguarda le piccole, quindi qua ha giovato anche il fatto di poter ricorrere alla CIP interna. Lo vedete sia dal punto di vista delle imprese che dal punto di vista degli addetti. Ci sono anche delle differenze territoriali che seguono, se volete, anche la composizione settoriale. Verona, commentando in prima battuta i dati, può essere spiegato il minor ricorso alla cassa integrazione forse per la presenza cospicua, più che in altre parti del Veneto, dell'industria alimentare, la meno interessata, ovviamente, dal lockdown. Mentre vedete, tornano sistema moda, legno e mobilio come settori principalmente coinvolti per le attività. Sullo smart working c'è un'inversione invece dei risultati per quanto riguarda le classi dimensionali, ma anche qui la spiegazione che noi ci siamo dati, accennavo prima, le imprese più strutturate hanno più forza lavoro impiegatizia e forse un pelino di più struttura per adottare questi strumenti, però credo che conti soprattutto la prima ragione, più forza lavoro impiegatizia, che è stato possibile collocare in smart working. Salto alcune cose, andrei verso le conclusioni. Queste invece sono domande che abbiamo definito insieme al collega dottor Breda di Banca d'Italia, che sappiamo che ci sta seguendo, e che ci ha permesso di vedere anche col linguaggio dell'istituzione che lo rappresenta, quali possono essere gli impatti dal punto di vista della situazione finanziaria. Anche qui i risultati paiono netti, no? Il blocco e le dipendenze intersettoriali dell'economia si sono riverberate soprattutto in prima battuta in modo cospicuo nel ritardo dei pagamenti dei clienti. Ritardo che talora è stato inevitabile proprio per il blocco dell'attività, però abbiamo raccolto diverse segnalazioni in base alle quali abbiamo anche capito che talvolta il ritardo è stato pretestuoso, committenti lombardi, siamo in zona rossa, l'ordine è già consegnato, non vi paghiamo, vabbè, ma in smart working un bonifico si può fare molto tranquillamente, quindi c'è stata anche una componente pretestuosa, ma certamente è stato così sistematico il lockdown che si può comprendere come sia venuto meno il principale ossigeno per le imprese, il flusso di pagamenti. E quindi gli altri problemi sono a cascata, nel momento in cui c'è una caduta, l'avete vista in che misura, anche del 15% fino a marzo e magari di più in aprile, difficoltà a sostenere le spese correnti, difficoltà nel rimborso dei finanziamenti e subito a ruota la difficoltà nell'accesso a credito. Non entrava tra i tre fattori, però in alcuni territori tra l'altro la difficoltà all'accesso a credito diventa subito il terzo fattore di criticità. E allora per uscirne abbiamo chiesto alle imprese quali sono le politiche di sostegno più importanti, ritenute più adeguate per contenere gli effetti negativi. Lo vedete, è stato accennato anche dal nostro Presidente, facilitare l'accesso al credito. Qui diventa interessante anche il punto di vista dei commercialisti, perché c'è ovviamente un carico burocratico tutto da capire, e al tempo stesso è chiaro che si può immaginare contino in modo differente situazioni di aziende che hanno soprattutto cadute del flusso di fatturato, però magari solide dal punto di vista finanziario, che non vogliono vedersi tappate le ali rispetto a criteri di valutazione di merito che le penalizzerebbero in questa fase per la caduta del fatturato rispetto magari a altre situazioni in cui si aggiunge alla caduta del flusso di fatturato situazioni di debolezza finanziaria. Penso che non sia un tema così facile da risolvere.
Ovviamente le altre priorità, l'invio delle scadenze fiscali in modo magari più esteso, più sistematico. Certamente, vedete, questo ribadisco, abbiamo preso il potenziamento della cassa integrazione, perché c'è stato nella fase di ripartenza dopo la precedente lunga, profonda crisi, le imprese hanno investito molto nelle competenze, nel riconsolidare gli organici, quindi vedete c'è una tendenza a preservare il più possibile quelli che sono stati gli investimenti nelle competenze interne e poi, vedete, un po' meno prioritariamente di altri aspetti. Allora, siamo a chiudere, però ieri siamo riusciti a ottenere da Infocamere, che ringraziamo, i dati ultimi di maggio, sulla consistenza delle imprese in Veneto, per capire, come anticipava il Presidente, se ci sono stati ulteriori impatti. Allora, abbiamo dovuto gestirli così, vi rubo soltanto altri 2 minuti su questa slide, poi definitivamente mi taccio. Non potevano essere trattati a livello mensile perché ci sono degli evidenti rimbalzi, maggio risultava in crescita rispetto a aprile, per parlarci chiaro. Ma è evidente che questo poteva essere spiegato da un rimbalzo anche amministrativo, della più intensa attività dei nostri uffici e degli studi a supporto delle imprese. Allora abbiamo trattato il dato con il trimestre mobile, abbiamo considerato marzo e maggio assieme, il dato dello stock medio, rispetto al trimestre mobile precedente, dicembre, gennaio e febbraio, che già incorporava una forte flessione di impresa. Guardate soprattutto l'ultima riga, perché è importante capirci su questo. Pre-Covid c'è stato comunque un'onda d'urto che proveniva dalla debolezza congiunturale del 2019, che aveva già spazzato via, vedete, un forte numero, migliaia, 3.700 e oltre imprese in Veneto. Questo è tutto effetto pre-Covid, perché soprattutto si concentra nei mesi di gennaio, febbraio, non in marzo. Marzo-aprile tutto è stato fermo, maggio incomincia a esserci una prima, si incominciano a scendere alcune campanelli d'allarme, perché vedete, confrontando anche quello che è successo un anno fa il Veneto perdeva appena 146 imprese, adesso siamo a meno 430. Si direbbero ancora poche rispetto all'impaventato effetto Covid, però vedete, il vero campanello d'allarme si sta accendendo sul commercio a dettaglio e sull'alloggio e ristorazione, che sono in effetti poi i settori più colpiti, più martoriati da questo fermo d'attività. Il turismo lo sappiamo bene, ma anche per sfinimento, nel momento in cui la maggior parte degli esercizi commerciali è stata al palo, vedete che si intensifica rispetto a un anno fa le chiusure, ma addirittura per l'alloggio e ristorazione abbiamo un'inversione di tendenza che comincia a essere un segnale d'allarme che è facile presumere possa intensificarsi nei prossimi mesi. Quanto al manifatturiero, vedete invece no, abbiamo un dato che non è peggiorativo rispetto a un anno fa, ci sono certamente dei settori un po' più in sofferenza, però anche qui dobbiamo metterci un dubbio rispetto a una possibile riconversione delle tecno, perché vedete che abbiamo un più 86 sulle altre industrie manifatturiere. Quindi è una fotografia la più aggiornata possibile sulla nostra consulenza imprese, che ancora ci dice poco sul possibile impatto Covid, saranno forse effetti a lungo rilascio. Il campanello d'allarme c'è sul commercio e ristorazione, sul manifatturiero evidentemente c'è una capacità di resilienza che sarà interessante approfondire nelle prossime presentazioni. Noi qua chiudiamo la nostra relazione congiunturale sull'impatto Covid, usciamo dalla presentazione, ci torniamo a rivedere i volti per dare la parola a Maurizio Rasera per la sua relazione per quanto riguarda i dati sul mercato della lavoro. Vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie, buongiorno a tutti. Spero ovviamente che tutto funzioni perché, come è noto, l'esperienza che è stata comune, immagino tutti quanti, è sempre stata molto divertente e non sempre tutte le cose sono andate. Maurizio, non ti sentiamo. Ecco, il problema tecnico si sta
come dovevano, ma auguriamoci. Maurizio, forse ecco, più... io vedo bene. Maurizio? Bene, allora continuo. Adesso va meglio, adesso va meglio. Non mi sentite? Sì. Sì. Mi sentite? Sì. Vediamo, è un problema probabilmente di caricamento di tutto. Vai, Maurizio, Adesso provo a rimandare su anche la slide. Perfetto. Allora, dopo tutti i dati presentati da Antonella, ci siano tante linee di convergenza con un tutt'altro sistema di monitoraggio dei dati, che è quello che facciamo noi sulle comunicazioni obbligatorie. Noi abbiamo deciso rapidamente, insomma, quando è partita tutta questa baraonda dell'epidemia, di cercare di fare un monitoraggio il più possibile puntuale. Facciamo un aggiornamento più o meno attorno ai 15 giorni, ci siamo dati una scadenza di questo genere, e quindi oggi vi faccio vedere le cose che sostanzialmente usciranno con l'ultima misura e sono aggiornati alla fine di maggio, al 31 di maggio. Diciamo subito due cose, insomma, che noi valutiamo i dati del mercato del lavoro e dobbiamo tenere conto che ci sono alcune cose che fanno sì che il confronto con i periodi antecedenti sia in parte inficiato, e cioè da un lato abbiamo il blocco dei licenziamenti, che secondo me influisce anche da un certo punto di vista sulle chiusure aziendali, perché è facile pensare che, anche se è stato allargato anche a quelle aziende che hanno chiuso, la possibilità di mettere in cassa integrazione i lavoratori, ma sicuramente ci sono degli impatti anche di questo genere. Dall'altro l'allargamento praticamente a tutte le forze lavoro degli strumenti di sostegno al reddito, dalla cassa in deroga all'accesso al fissi, insomma, a tutti gli strumenti che possono in qualche modo mantenere la forza lavoro all'interno delle aziende. Quindi da questo punto di vista è chiaro che stiamo guardando qualcosa che è in qualche modo influenzato anche da fattori esterni rispetto a quelli esclusivi, diciamo, del funzionamento del mercato del lavoro. L'impatto l'abbiamo visto subito, però diciamo che è anche vero che se è vero che il lockdown ha bloccato quasi tutto, e poi sappiamo che il tutto comunque non era proprio tutto, perché l'industria tutti i sistemi che sono stati giudicati essenziali, quindi da tutta la parte dell'agroalimentare al farmaceutico e via dicendo, e con tutto quello che era collegato agli stessi, hanno comunque continuato a funzionare. Interessante vedere come le vari interventi di sblocco, e quindi la partenza del 4 di maggio e la partenza del 18 di maggio, abbiano in qualche modo già rimesso in moto alcuni meccanismi, a mostrare come, da un lato, quello che diceva Federico, cioè un effetto rimbalzo, se volete, no? Cioè che comunque si apre, in qualche modo si parte. Però vedremo che nell'articolazione settoriale c'è anche qualcosa di più. Noi non guardiamo solo il manifatturiero, guardiamo tutti i settori, e quindi abbiamo una possibilità di meglio valutare un po' tutti gli impatti. Questa qui è la variazione tendenziale annualizzata. Ecco, un'altra nota che è bene che vi presenti subito, che è quella di dire: noi abbiamo cercato di valutare soprattutto i 3 contratti che sono i principali nel determinare gli organici. Vedrete poi che alla fine vi mostrerò. Dimmi. Le tue slide non sono in condivisione in questo momento. Perfetto. Abbiamo un problema di quando condivido non mi sentite, ma adesso ci riproviamo. Vedo che siamo nella condizione di prima. Mi sentite almeno? Sì. Sì, ti sentiamo. Adesso vediamo le slide e ti sentiamo. Ho parlato troppo presto. Ti vediamo le slide, ma non ti sentiamo. Provate, scusate, a spegnere un po' di telecamere,
chiedo ai gentili signori in collegamento. Vedi? Un po' di banda. Ti vedete? Allora, questa qui... no, cioè non è possibile. No, vai Maurizio, ti capiamo e ti vediamo. Mi sentite? Ah, mi sentite? Sì. Allora, questo è positivo. Allora, questo sostanzialmente riassume un po' quello che è stato l'andamento. Se voi guardate, Federico stesso vi diceva prima, nell'ultimo dato vi mostrava come la caduta delle imprese era un processo che era già iniziato prima di Covid. E la stessa cosa possiamo dire per l'occupazione, cioè il rallentamento dell'occupazione era avvenuto anche prima dell'inizio del Covid, cioè era una cosa che il rallentamento della crescita iniziava già dall'ultimo trimestre dell'anno precedente. È evidente che con l'interruzione la curva ha avuto un decremento significativo e ovviamente inaspettato. È l'impatto di qualcosa di imprevisto da tutti i punti di vista. Come vedete, questa qui è una curva riassuntiva. Sostanzialmente noi guardiamo, facendo sulla linea dello zero quello che erano stati gli andamenti dell'anno precedente, nello stesso periodo, giorno per giorno, dall'inizio di febbraio alla fine di maggio, e se voi guardate questo è il saldo occupazionale, voi vedete come la caduta sia assolutamente indicativa di quello che è stato il trauma, cioè proprio è stata una picchiata vertiginosa, che nel mese di maggio, come vedete, a parte i picchi che sono giornalieri dovuti ai lunedì, sostanzialmente, quando si stipulano i contratti a tempo determinato normalmente, raggiunge invece un suo rallentamento, una fine sostanziale del periodo di caduta. Cosa ha voluto dire la pandemia? Allora, dall'inizio dell'anno, se li guardiamo proprio puntualmente, e quindi dal primo dell'anno del 2019 al 31 maggio del 2019, le stesse date di quest'anno, noi perdiamo circa 65.000 unità di lavoro, così come le calcoliamo noi, il che equivale più o meno al 3% dell'occupazione dipendente della regione. Se utilizziamo il criterio dell'annualizzazione, che ci consente sostanzialmente di abbattere gli effetti di stagionalità, da sempre i primi mesi dell'anno sono mesi con saldi occupazionali estremamente positivi proprio per l'immissione delle nuove stipole di contratti a tempo determinato e via dicendo, gli ultimi mesi dell'anno sono di caduta. Se annualizziamo, quindi sommando tutti i giorni dal 1 di giugno dell'anno scorso fino al 31 di maggio di quest'anno, la perdita occupazionale è attorno alle 41.000 posizioni di lavoro. Se avete visto gli ultimi dati dell'Istat, e senza guardare magari quelli della disoccupazione, ma guardando più a quelli dell'occupazione, che da un certo punto di vista è un dato un po' più duro, la perdita complessiva di tutto questo periodo, attorno alle 400.000 unità, fa sì che se noi valutiamo quel famoso 10% del peso del Veneto, ci ritroviamo in maniera abbastanza sorprendente sul dato annualizzato. Ma andiamo a vedere un po' anche l'ultimo periodo, perché il significato di guardare ogni 15 giorni il mercato del lavoro, cosa che non facciamo mai, tendenzialmente noi pensiamo che le cose siano abbastanza stabili, che un'osservazione di tipo trimestrale sia sufficiente a dare indicazioni corrette su quello che è l'andamento del mercato del lavoro, ma con situazioni come questa dove i fattori esterni, perché dobbiamo ricordare anche che con ogni probabilità, e lo diceva un po' prima anche Federico, cioè più che i fattori economici che in qualche maniera sarebbero anche valutabili vista l'esperienza di lungo periodo, sono i fattori epidemici che condizionano questi andamenti. Fattori epidemici del nostro paese, ma fattori epidemici degli altri paesi, proprio per quel motivo degli scambi, della possibilità e libertà di approvvigionamento, della possibilità e libertà di trasferire le merci prodotte. Quindi il guardare con cadenze molto ristrette, che consentano però di vedere come i cambiamenti nelle regole del gioco influenzino già il mercato del lavoro, è interessantissimo. Se non guardiamo ai saldi, che i saldi sono molto influenzati da due fattori in questa fase. Da un lato il fatto che tutto il settore turistico, tutto il blocco delle nuove stipule dei contratti a tempo determinato, cosa ha fatto? Fa sì che si blocchino anche le cessazioni di lavoro e quindi in qualche modo abbiamo una fissazione strana del saldo, perché viene condizionata dal fatto che non ci siano nuove stipule di contratto di breve durata. Allora una cosa che è molto interessante osservare invece sono le nuove assunzioni, cioè il reclutamento da parte delle aziende.
Allora, il calo del 4 al 31 di maggio è stato del 34%, quindi siamo sicuramente ancora in un territorio fortemente negativo. Il calo nell'ultimo periodo, cioè dal 18 alla fine del mese, dei 15 giorni di quest'anno su quelli dell'anno scorso, è stato del 21%. Se lo confrontiamo dal 23 febbraio, manca l'1 del 31 di maggio nella slide, dove il calo era del 61%, questo ci mostra come sia un effetto ripartenza, sia un effetto comunque ci si rimette in moto in qualche modo, l'abbattimento del differenziale è estremamente significativo. A questo dato dobbiamo aggiungere però comunque che il saldo occupazionale del mese di maggio è un saldo positivo. Ovviamente i mesi scorsi erano fortemente negativi, perdevamo 23.000, 28.000 posizioni al mese, e quindi il saldo che torna positivo per pur un numero abbastanza limitato, 1437, non è poi così lontano dal saldo realizzato nell'identico periodo dell'anno precedente. Se lo andiamo a guardare e guardiamo gli effetti che ci sono stati in funzione delle tipologie contrattuali che hanno determinato questo meccanismo, voi vedete il verde e il tempo determinato, voi capite da soli che il danno è stato tutto lì. Lo vedremo anche poi articolato territorialmente, articolato settorialmente. È evidente che tutte le attività di tipo stagionale, quelle del turismo, come pure quelle agricole, hanno comunque in qualche modo condizionato questo forte bilancio negativo. Abbiamo avuto anche una perdita da qualche parte sui tempi indeterminati, i motivi, è vero, abbiamo il blocco del licenziamento, ma solo per motivo oggettivo, cioè il lavoratore che non si presenta, il lavoratore insubordinato, tutte queste cose sono comunque presenti, sono presenti anche i pensionamenti, sono comunque presenti anche le dimissioni, anche se può sembrare, come dire, da certi punti di vista controproducente il lavoratore che in questo periodo di difficoltà di collocamento abbandona il lavoro, se guardiamo i motivi di cessazione vediamo che la prevalenza amplissima, 2/3 di tutti i motivi di cessazione sono per cause dovute imputabili, tra virgolette, alla volontà del lavoratore e non dell'azienda. Quindi se facciamo un bilancio, diciamo, del periodo di difficoltà, quindi a partire dai primi interventi del 23 febbraio, la caduta occupazionale riguarda tutti i contratti. Abbiamo perso 4.700 posti di contratto a tempo indeterminato, 5.600 di apprendistato, ma la quota essenziale è tutta sui contratti a termine, quasi 51.000. E all'interno di essi ovviamente il lavoro stagionale è quello che ha pagato il costo più ampio. Anche qui è interessante vedere come nel mese di maggio assistiamo a un recupero estremamente importante, in parte per nuove assunzioni, in parte per trasformazione di contratti, del tempo indeterminato. E addirittura il saldo del tempo indeterminato è superiore a quello dello stesso periodo dell'anno precedente. Possono esserci assolutamente effetti di riverbero e non siamo qua a applicarci al risultato ottenuto in 15 giorni per in qualche modo descrivere quello che è l'andamento o quella che può essere l'attesa dei fenomeni venturi. Questa qui è una rappresentazione veloce, sulla quale non voglio insistere più di tanto, sui territori, ma che ritorna in maniera netta con quello che abbiamo affermato prima. E voi vedete che la caduta di Verona e la caduta di Venezia sono quelle che da sole si portano via una grande fetta di tutto quello che è stato la caduta occupazionale di questo periodo. Nel veronese, oltre all'agricoltura vera e propria, c'è anche l'agroalimentare, lo sottolineava anche Federico, che sostanzialmente ha avuto una caduta anche attorno al periodo pasquale, quindi non indifferente nel periodo di tempo nel quale di solito invece si lavora molto. Servizi turistici quindi come caratterizzato dalla caduta più ampia, una contrazione occupazionale che possiamo valutare attorno alle 30.000 di quelle 50.000 tempi determinati che avevamo visto come caduta occupazionale puntuale di giorno su giorno, e quindi 2/3 proprio della stagionalità. Se lo andiamo a vedere con un grafico lo vediamo bene, qui è proprio la partenza dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, con i servizi turistici all'interno dei quali aggreghiamo anche tutti i servizi di ristorazione, di alloggio, cioè un concetto di servizio turistico allargato, che è quello che ci serve per capire come è andata a finire. Come vedete vi è una caduta anche del non stagionale,
ma la caduta dello stagionale è una caduta verticale che si porta via 2/3 sostanzialmente di tutto quello che c'è stato prima. In entrambe le curve è interessante notare questo, vedere come in fin dei conti abbiamo un rallentamento della caduta. Cioè il mese di maggio non ha più segnato rispetto a quello che è l'andamento, qui lo zero è sempre il raffronto con quello che era successo l'anno precedente, vedere come questa caduta verticale si sia sostanzialmente fermata, che è un buon segnale, è un segnale che in qualche modo ci può portare a pensare che da qui in avanti potremo assistere anche a qualcosa di positivo. Adesso passiamo proprio a una veloce elencazione, tanto poi le slide verranno diffuse, quindi in più oggi esce la misura, quindi le avete tutte lì, non occorre molto altro. Un'analisi settoriale che anche in questo caso, diciamo, se escludiamo i settori dei servizi che Federico e Antonella non hanno illustrato, ma che in realtà è assolutamente comprensibile da queste qua, cioè se guardiamo il manifatturiero anche qua, allora chi ha registrato a una crescita occupazionale rispetto al 2019 sono le costruzioni, è l'agricoltura e il tessile e abbigliamento, che si è mantenuto costante in tutto il periodo, cioè non ha perso neppure fortissimo rispetto al periodo di lockdown, mentre invece le contrazioni, e qui le guardiamo nella parte dura e nella parte dove c'è stato il rilascio, lo vedremo poi bene nel grafico, la metalmeccanica che sta riprendendo è passata da un calo delle assunzioni del 53% nella parte di lockdown dura a un meno 28 nell'ultimo mese, la chimica gomma, che segue un altro esempio di questo genere, la farmaceutica con un calo molto più contenuto, il legno immobilio che dà questi segni di interessante vitalità, era quello che aveva il crollo delle assunzioni più rilevante, meno 64%, e vi ricordo che erano gli stessi giudizi espressi anche dalle imprese, con un recupero interessante in quest'ultimo periodo, forse anche giocato sul fatto che i nostri consumi nel periodo di lockdown, la forzata chiusura in casa, ci ha fatto riorientare anche gli acquisti, le modalità di acquisto di attrezzatura dello spazio, che è diventato essenziale, nel quale trascorriamo molto più tempo di quanto non ne trascorressimo prima, e l'industria alimentare, che diciamo era quella che meno aveva registrato difficoltà. Ecco, quella che sfuggiva al controllo dell'indagine congiunturale, di qua la vediamo bene, il calo del comparto dei servizi era stato rilevantissimo, 72% in meno di assunzioni, la riduzione che è avvenuta anche nell'ultimo periodo non è tale da compensare neppure minimamente quello che è stato il livello di difficoltà. Ecco, questo mostra proprio l'ultimo periodo. Se guardate le misure prima troverete i grafici che misurano le cadute occupazionali in maniera molto netta, ma l'abbiamo messo proprio in questa modalità perché mostra molto bene come il progressivo sblocco della possibilità di aprire le attività abbia determinato dei cambi di indirizzo significativi. Forse l'unico che è un po' in controtendenza è l'agricoltura, ma qui abbiamo una stagionalità proprio dovuta alle culture che hanno mostrato come prima si era comunque tenuta, proprio invece nell'ultimo periodo c'è una caduta rispetto al periodo precedente, mentre invece i servizi turistici, le costruzioni stesse, ma anche i servizi, le attività professionali, i servizi di pulizia e di vigilanza che sono collegate alla riapertura delle attività in senso lato, mostrano dei segni di interessante ripresa del numero delle assunzioni, quindi del reclutamento. E sappiamo che questo è un saldo, quindi è influenzato da quello che dicevo prima, dal ridotto numero di cadute di altri contratti per le varie ragioni, prima fra tutte il blocco del licenziamento, ma che ci incoraggia anche sul discorso del rientro in attività e quindi di un riassorbimento da parte di quei lavoratori che erano stati messi in cassa integrazione. Se si assume non si può essere in cassa integrazione. Uno sguardo velocissimo sulle altre tipologie contrattuali, quelle che nei tutti i grafici mostrati non avevamo preso in considerazione, solo per portare l'attenzione sull'intermittente. L'intermittente è uno strumento che nella nostra regione è soprattutto utilizzato da quelli che abbiamo fatti cadere all'interno dei servizi turistici, cioè la ristorazione, i servizi proprio alla persona indotti delle attività che stanno dietro ai servizi turistici, erano crollate in maniera drammatica. Dal 18 in avanti la loro crescita è stata
enormemente significativa, anche se su numeri molto modesti, parliamo attorno a 3.500 nuovi reclutamenti, però diciamo che è un segnale. Come tutte le cose dobbiamo cercare di interpretare segnali, anche se questi sono segnali concreti, perché non sono previsioni, sono numeri che già sono stati registrati. Non c'è una ripresa invece significativa né dei tirocini, che pure sono stati riaperti dalla regione, quindi c'è la possibilità di riprendere o di stipulare nuovi tirocini, né delle collaborazioni che con ogni probabilità avranno bisogno un po' più di tempo per riuscire a rientrare in un ciclo positivo. Di questa slide voglio solo far vedere, interessante l'ultima colonna, noi avevamo un'attesa sul lavoro in somministrazione, perché il lavoro in somministrazione è da sempre un termometro estremamente significativo degli andamenti del mercato. Sale quando il mercato riparte, cala quando il mercato è in difficoltà. Se voi guardate i totali del mese di marzo e di aprile, anche marzo, che aveva solo una settimana di interesse, era già in una fase calante, e questa è la dimostrazione sostanziale di quello che dicevamo prima, cioè era una congiuntura che già rallentava, che già aveva intrapreso una fase di rallentamento, ma in questi 2 mesi il crollo è stato del 44% da una parte e del 77% in aprile dei reclutamenti. Il dato di maggio è assolutamente parziale, nel senso che è vero che il mese è finito, ma le società di somministrazione hanno tempo fino al 20 del mese successivo per comunicare tutti i movimenti, quindi vedremo anche se maggio in qualche modo mostra in qualche modo una reattività o se questo era restato solo una nostra speranza. Vado a finire, quindi sottolineo solo 2 cose. Da un lato speranzoso, che è quello del dato del saldo positivo complessivo del mese di maggio, e dall'altro il fatto che su base annua effettivamente si è arrestata la caduta occupazionale, quindi la contrazione è andata smorzandosi. Quindi questo in qualche modo potrebbe dirci che se le riaperture non ci consentiranno un recupero velocissimo di tutte le posizioni perse, è anche vero che forse abbiamo toccato il fondo e che c'è spazio per ripartire. L'ultima considerazione è sulla cassa integrazione. Queste sono le ore richieste per i mesi di marzo e di aprile di tutte le tipologie confrontate con quelli che erano i dati dell'anno prima, ma è evidente che stiamo parlando di un mondo diverso. A fronte di 1.700.000 ore parliamo di 112 milioni di ore autorizzate. È evidente però che la condizione era completamente diversa. Nel momento in cui chiudo l'azienda è evidente che se c'è la cassa tutti vanno in cassa. A questo proposito voglio sottoporre alla vostra attenzione l'ultima relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio che ha sottoposto in audizione alla Camera alcuni dati, alcune riflessioni. Loro hanno utilizzato un modello costruito sui consumi precedenti di cassa integrazione, in base al quale giungono a stimare più o meno un consumo di un mese di cassa integrazione per il 40% dei lavoratori coinvolti. Loro hanno fatto una divisione dei settori poco toccati dal lockdown, settori mediamente toccati dal lockdown, settori fortemente toccati dal lockdown. Per ciascuno di questi gruppi di aziende hanno valutato un consumo di cassa integrazione ovviamente diverso. Il dato medio che ne scaturisce è appunto un consumo medio di un mese per il 40% dei lavoratori. Se facciamo questo traguardo, utilizziamo questo modello anche per il Veneto, stiamo ragionando su un mese di cassa integrazione per circa 570.000 lavoratori, con un consumo quindi di circa 85 milioni di ore, che rappresenta più o meno il 70-75% delle ore complessivamente autorizzate. Questo sarebbe un buon indicatore, lo vedremo confermato nei mesi successivi, quando qualche dato ci verrà fornito dall'INPS, quando l'INPS avrà i dati, cioè nel senso quando le aziende invieranno effettivamente il rendiconto e ci sarà la possibilità di vedere le ore utilizzate. Comunque è un buon indicatore che io credo possa anche in qualche modo indicarci la strada su quello che è il consumo effettivo del blocco, causato dal blocco complessivo di tutte le attività. Io ho finito, vi restituisco. Grazie Maurizio.
Allora, abbiamo 3/4 d'ora, assistiamo agli orari programmati, quindi se riusciamo a stare in 15 minuti all'intervento, per i prossimi 3 interventi e poi con le conclusioni di Tiziano Barone, sforiamo di poco, credo in modo compatibile. Allora, abbiamo completato quello che è il quadro congiunturale, no? Visto dato indicatori congiunturali e mercato del lavoro. Senza dimenticare lo scenario di fondo, ci sembra interessante aprire una finestra su questo tema, no, di come all'interno di scenari così impattanti alcune aziende hanno dei comportamenti più adattivi, più competitivi rispetto ad altre. Lo inquadro così il tema, ma non rubato il tempo l'intervento di Monica Plechero, che ci porterà appunto a capire le correlazioni fra capacità di resilienza e digitali. A te Monica, e grazie. Buongiorno a tutti, spero mi possiate sentire bene e vediamo se riusciamo a condividere senza intoppi la presentazione. La vedete? Non vi sento. Sentiamo e ti vediamo bene. Ok, perfetto. Allora, io sono Monica Plechero, sono assegnista di ricerca al Dipartimento di Economia, lavoro con Giancarlo Corò. Abbiamo fatto un lavoro e stiamo facendo un lavoro su Industria 4.0, gli impatti anche sul territorio, grazie alle collaborazioni con l'Osservatorio e in particolare grazie anche alla condivisione di dati, che è così fondamentale oggi, sia con Unioncamere sia con Veneto Lavoro. E quello che voglio mostrarvi oggi è un pochino l'evoluzione tecnologica delle imprese, per avere un po' di spunti di riflessione sul post-Covid. Allora, innanzitutto siamo riusciti su un campione di 1800 imprese, attraverso un'indagine che Unioncamere ha fatto nel 2019, a ricostruire l'anno di adozione delle tecnologie. E come potete vedere da questo grafico storico, la cosa che emerge interessante sull'adozione di 9 tecnologie diverse 4.0 è che c'è stata una crescita soprattutto a partire dal 2014 e le tecnologie più diffuse sono le tecnologie di base, sono sostanzialmente la robotica, l'automazione e la sicurezza informatica, vedete le linee nere e rosse. Meno le altre, segue i servizi cloud, poi abbiamo Internet of Things, abbiamo poi anche i sistemi di produzione additiva, però tutto sommato le tecnologie diffuse nel territorio sono soprattutto le tecnologie di base. E se confrontiamo il numero di imprese adottanti nel 2008 e nel 2019, vediamo che per alcune tecnologie come la realtà virtuale, la blockchain, l'intelligenza artificiale, c'è stata sì una crescita, ma limitata. Perché dico questo? Perché secondo me bisogna un pochino riflettere sulle capacità tecnologiche delle imprese manifatturiere del territorio veneto e sulle potenzialità poi di resilienza futura, in particolare dopo il post-Covid. Allora, questo grafico che mostra l'evoluzione dello spazio tecnologico del sistema manifatturiero regionale mostra la relazione fra le varie tecnologie all'interno delle imprese. Cioè, il cerchio rappresenta in modo relativo quante imprese nel territorio su questo campione di 1800 imprese hanno utilizzato e hanno adottato quella tecnologia e quante sono copresenti attraverso queste linee che vedete collegano il cerchio con un altro. Allora, nel 2008 vedete che la situazione era semplicemente agli inizi e che nel 2019 questa evoluzione ovviamente è andata in una direzione specifica. Vedete il quadrilatero che c'è fra servizi cloud, sicurezza informatica e robotica automazione e Internet of Things. Ecco, lì sono le tecnologie che sono state più coadottate. Significa che le imprese non si sono solo fermate alla sicurezza informatica, alla robotica automazione, che sono un po' quelle tecnologie che
relative all'investimento delle macchine e all'infrastruttura di sicurezza che poi sono state portate avanti dalla politica economica, ma si sono adeguate anche ad altre tecnologie. Perché dico questo? Perché abbiamo cercato di collegare l'adozione di tecnologie con la qualità del capitale umano, per capire un po' la traiettoria di queste imprese, anche dal punto di vista delle potenzialità future, anche agli eventi shock. Allora, qui abbiamo analizzato di Veneto Lavoro alcuni dati, e in particolare abbiamo guardato i trend basati sulle quote di professioni intellettuali e tecniche sul totale di dipendenti. Siamo andati anche molto in dettaglio, quindi abbiamo analizzato vari profili, fra cui quelli legati alle specializzazioni, diciamo, tecnico-scientifiche per quanto riguarda i profili scientifici più intellettuali, legate alle quote, alle professioni da ricercatore all'interno dell'azienda, piuttosto che ai fisici e chimici e matematici. E poi per quanto riguarda i profili tecnici. E per i profili tecnici abbiamo guardato anche i profili di tecnici legati alla produzione, all'organizzazione, agli ingegneri, quelli che dominano la conoscenza più operativa nei settori. Vediamo che qui c'è non tanto una differenza di trend fra le imprese adottanti e non adottanti, ma c'è una differenza sostanziale fra la quota di professioni nelle adottanti. E in particolare, e questo serve un pochino per capire poi il discorso che vorrei fare e la riflessione che vorrei fare sul post-Covid, possiamo vedere che chi ha impiegato più di 3 tecnologie o più di 3 tecnologie ha, diciamo, vedete la linea più alta mette in evidenza come sono, diciamo, queste quote a un livello più alto rispetto a chi non ha adottato. E così anche per la qualità del capitale umano misurato in termini di titoli di studio. Abbiamo guardato che titoli di studio avevano le imprese che hanno adottato in questo periodo delle tecnologie rispetto a chi non ha adottato e a chi ha adottato un certo numero di tecnologie che va sostanzialmente al di là delle tecnologie di base, robotica, automazione e sicurezza informatica. E qui abbiamo guardato, vi presento alcuni dei profili, fra cui la licenza media, la qualifica che sostanzialmente è il diploma professionale dei 3 anni e comunque non dà accesso alla laurea. In verde trovate i diplomi e in arancione le lauree, e vedete come il trend di queste imprese che hanno adottato tecnologie 4.0 è molto diverso rispetto al trend dei non adottanti. Cioè c'è non solo una quota superiore di personale che ha delle specializzazioni analitiche e operative che permettono di mettere della conoscenza a servizio dell'uso corretto delle tecnologie, ma anche abbiamo il titolo di studio, quindi sono presenti e crescono negli anni i laureati, crescono diciamo i diplomati, diminuiscono le persone con titolo di studio più basso. Questo perché abbiamo anche valutato come si muovono queste imprese rispetto alle dinamiche, diciamo, in generale dell'aumento dell'occupazione, della capacità di seguire le tecnologie. Per esempio, attraverso delle analisi econometriche che noi abbiamo effettuato, si vede una cosa che non si vedeva a livello aggregato, che è che le figure qualificate in azienda tendono a crescere nel momento in cui si adotta una tecnologia, cioè seguono l'adozione della tecnologia. Questo è un comportamento adattivo tipico ovviamente delle imprese manifatturiere, ma è anche importante valutare qual è questo comportamento adattivo. Allora, un ruolo specifico di alcune tecnologie, quindi quelle più sofisticate, è stato trovato, quindi l'intelligenza artificiale implementa la conoscenza scientifica, quindi la conoscenza legata al perché si fanno le cose, alle scelte strategiche in un certo senso dell'azienda, la conoscenza operativa, quindi a un know-how specializzato. E così come altre tecnologie come la manifattura additiva e servizi cloud e la gestione dei big data che danno supporto agli specialisti.
L'implementazione della robotica e dell'automazione, che è importante nel territorio, che può permettere di acquisire flessibilità e velocità in tempi, diciamo, brevi, però sembra togliere un po' l'attenzione verso i processi decisionali più strategici. Allora, detto questo, vi voglio un po' mostrare alcuni dati che siamo riusciti ad incrociare con i dati di Unioncamere, con l'ultima indagine, per quanto riguarda l'emergenza Covid, su un sottocampione di 790 imprese. È un sottocampione ottimo perché rispetto al campione che noi abbiamo analizzato nel 1800, delle 1800 imprese, diciamo è molto equilibrato a livello di dimensione di impresa, rappresentatività dei settori, tipologie di produzione. E qui anche con queste semplici, diciamo, prime analisi possiamo già vedere cosa sta succedendo alle imprese più tecnologiche. Allora, qui guardiamo la percentuale di imprese che hanno sospeso l'attività in funzione, diciamo, di questa intensità tecnologica nel trimestre gennaio-marzo per l'emergenza. E vedete che la quota percentuale di imprese che hanno, diciamo, sospeso relativa a chi ha almeno 3 tecnologie o più di 3 tecnologie è più bassa rispetto a chi non ha adottato oppure a chi ha adottato delle semplici tecnologie, 1 o 2 tecnologie, che solitamente sono appunto automazione robotica e sicurezza informatica. Abbiamo anche guardato un pochino la reazione, gli effetti Covid sul sistema produttivo e se a sinistra trovate il cambio della modalità di approvvigionamento, cioè come se le imprese sono state costrette e anche hanno cambiato la modalità di approvvigionamento, a destra trovate il cambio modalità di produzione. E anche qui vedete come le aziende che hanno più tecnologie sono quelle che in realtà hanno cambiato, e questo può essere un primo segnale di flessibilità, cioè la capacità di cambiare la rete di fornitori, di riuscire a cambiare più velocemente la modalità di produzione. E infine sul recupero delle perdite di fatturato generate dall'emergenza Covid, vorrei mostrarvi, abbiamo visto che molte delle imprese, anche con la presentazione di Antonella e Federico, molte delle imprese difficilmente immaginano di recuperare entro l'anno, però guardate la cosa interessante su chi ha risposto che probabilmente riuscirà a recuperare entro il 2020. Abbiamo guardato non tanto la differenza fra adottanti e non adottanti, ma fra il tipo di tecnologie. E vediamo che chi ha delle tecnologie come la gestione e analisi big data, che è quella più rappresentativa in questo caso, che ha mostrato un andamento più diverso, è di quasi il 30%. Questo può anche significare che le aziende che sono più data driven, cioè capaci, diciamo, di governare e gestire i dati, sono anche quelle che hanno una maggiore capacità di flessibilità e di recupero. Ovviamente queste sono considerazioni sul breve, no? Perché l'importante è in questo momento recuperare lo spazio che si è perso. Però è molto importante anche vedere come chi ha l'intensità tecnologica maggiore risulta generalmente più virtuoso. Cioè investire nelle sole tecnologie di base, che sono importanti e sono state fondamentali, sono il backbone della manifattura del Veneto, potrebbero non essere sufficienti per un cambiamento a lungo termine. Perché? Perché noi abbiamo incrociato i dati, abbiamo visto che chi ha capacità tecnologica sofisticata ha sostanzialmente una qualità di capitale umano migliore. E questi due componenti, l'abbiamo visto in molte analisi empiriche che guardano agli eventi shock, no? Alle traiettorie che iniziano a seguire i sistemi produttivi, permettono di prepararsi meglio. E quindi permettono di creare non solo le risposte flessibili che servono a breve, ma di partire da un sistema di impresa più preparato a cambiare il business. Cioè un nuovo modello di business nasce nel momento in cui le risorse sono in grado, le risorse interne, di conoscere e intuire come le capacità tecnologiche acquisite possono sostenere un cambio di direzione.
Un cambio che è anche un'opportunità, perché sappiamo che la situazione è drammatica, ma per molte aziende è il momento, è anche un buon momento per riuscire a cambiare in direzione di nuovi modelli di business che vanno anche verso la sostenibilità ambientale, ad esempio l'economia circolare. Ecco, questo è un pochino l'analisi. Aggiungo anche un'altra considerazione, guardando con più attenzione i dati presentati precedentemente, ed è relativo al tessile, no? Che sembrava in un primo momento avere diciamo, delle tendenze più positive. In realtà il tessile, analizzandolo, ha un'intensità tecnologica minore e probabilmente molte aziende sono riuscite in un certo senso a cambiare e adeguarsi allo sviluppo di dispositivi di sicurezza abbastanza semplici come le mascherine, eccetera. Ma è nel lungo poi che la gestione dovrebbe funzionare. Per esempio nel settore alimentare, che è più tecnologico, la presentazione che riguardava i dati congiunturali mostrava appunto una capacità anche, mi sembrava più evidente. Ecco, avrei finito, spero che mi abbiate sentito. Grazie Monica, grazie. Sono spunti, credo, no? Davvero interessanti. Prima di dare la parola a Giancarlo, volevo evidenziare questo a tutti coloro che ancora non hanno la pazienza di essere collegati. Credo che stia emergendo la forza dell'incrocio delle banche dati, che è una cosa che ci sta impegnando da tempo qui in Veneto e che, vedete, dai e dai ci sta portando a dei risultati davvero interessanti, perché questi ultimi incroci dove, per esempio, la capacità di approvvigionamento diventa più flessibile per le aziende che adottano più tecnologie, credo che sia una pista tutta da approfondire. Monica l'ha ben precisato, sono delle prime evidenze, ma c'è tutta la voglia di andare avanti. Giancarlo, a te il tuo tema, te lo pongo così, no? Oggi su Repubblica Boeria però ti hanno detto, più che pensare in grande con tutti questi soldi che pensiamo di avere a disposizione, pensiamo in piccolo, ma ovviamente la provocazione per dire pensiamo con molta concretezza come aiutare le imprese in questa fase di ripartenza. Cosa ci dici a riguardo, chiedendoti se per così riesci a recuperare un po' di tempo nel tuo intervento. Grazie. Eccoci qua. Intanto grazie, come sempre controllo a distanza. Mi vedete, mi sentite? Perfetto, vai. Non ho slide, quindi diciamo risolviamo anche questo problema tecnico, che quindi non ci sarà. No, quindi ringrazio intanto dell'invito, diciamo anche di questo ricco quadro informativo che, come sempre, Unioncamere e l'Osservatorio Treviso Belluno sul mercato del lavoro ci forniscono e che in realtà ci danno elementi utili, non solo, come dire, di carattere così, insomma, informativo, orientativo, ma davvero elementi utili per capire cosa sta succedendo e quindi anche quali strumenti utilizzare. Io mi permetto di fare un passo magari indietro, riprendo magari anche una delle slide che è stata proposta da Antonella, quella diciamo di inquadramento generale, no, del Fondo Monetario Internazionale sulle previsioni 2020. Credo che un po' di contestualizzazione, appunto, dopo magari anche per rispondere alla tua domanda e alla, diciamo, indicazione, provocazione, insomma, no, di Boeri e Perotti, perché in realtà noi dobbiamo riconoscere di essere nel mezzo di una della più grande crisi economica dal dopoguerra. La previsione appunto della perdita del 3% a livello mondiale significa, voglio dire, solo per quest'anno 3 trilioni circa di perdita di PIL, che se sommiamo a quella che era la previsione, che era un aumento del 3%, 3 più 3, voglio dire, fa 6 trilioni, significa che ci siamo persi con questa Covid quest'anno un'economia del valore di 2 Germanie. Quindi, come dire, che questa sia una crisi seria, profonda e così generale, dobbiamo intanto riconoscerlo. Per l'Italia le previsioni, sappiamo, vanno di fatto tra, diciamo, l'8 e il 10%, il Fondo Monetario Internazionale pare indichi meno 9,5%, che corrisponde a quello della Banca d'Italia. In realtà anche qua, se dovessimo risalire nella storia per rintracciare una
situazione simile dovremmo effettivamente risalire al 1945, quando il PIL è caduto del 10%. È vero che poi era anche già caduto nel 44 e nel 43 di dimensioni addirittura superiori, al punto che ci ritroviamo nell'immediato dopoguerra con qualcosa come metà, diciamo, della capacità produttiva. E tuttavia, appunto, questo ci fa pensare cosa dobbiamo adesso affrontare, no? Allora, oltre, diciamo, alla situazione dell'Italia, abbiamo visto anche il quadro del Veneto. Sul Veneto anche qua adesso abbiamo visto anche una maggiore capacità di ripresa, però va anche riconosciuto che il Veneto ha una struttura produttiva sia per il ruolo del turismo sia per la presenza di alcune attività manifatturiere che in realtà ci fanno, come dire, pensare che qua sia stata anche più grave, sia più grave a questa caduta, che quindi poi ci sia anche la capacità, speriamo, insomma, anche di ripresa maggiore. Detto questo, però, facendo, diciamo, anche qualche, diciamo così, quindi giusta considerazione sul contesto nel quale ci troviamo, è anche vero che mai come in questo momento ci troviamo di fronte a, diciamo, una quantità di risorse mobilitate congiuntamente dagli stati a livello mondiale che sempre il Fondo Monetario Internazionale stima oggi tra i 9 e i 10 trilioni di dollari. Quindi, come dire, una quantità davvero, insomma, voglio dire, poche, credo che non si possa ritrovare nella storia. In particolare, secondo me, se ci concentriamo poi sull'Europa, e anche qua andando solo velocemente, insomma, a richiamare quelli che sono i valori e gli strumenti che, insomma, vengono utilizzati, che sono stati messi in campo, attenzione, come strumenti aggiuntivi di finanziamento, ebbene, vediamo che abbiamo tra interventi immediati come il SURE di 100 miliardi, poi famigerato, potremmo dire, MES di 240 miliardi, poi i finanziamenti della BEI, c'è anche il Recovery Fund, come sappiamo finanziato a 750 miliardi, 500 dei quali per, diciamo, in conto capitale o per trasferimenti diretti, buona parte, una parte superiore tra l'altro al peso del PIL italiano nell'Unione Europea, che verrà dato quindi anche all'Italia, e non ultimo vorrei anche ricordare però, insomma, il finanziamento della Banca Centrale Europea, in particolare questo programma straordinario, il Pandemic Emergency Purchase Program, che ieri abbiamo saputo essere stato ulteriormente rifinanziato di 600 miliardi di euro, che si aggiungono ai 750 che erano già stati messi in campo. Quindi complessivamente ci troviamo in Europa con una, diciamo, potenza finanziaria di 2.650 miliardi. Ora, anche qua, per un confronto, siccome si fa spesso riferimento al piano Marshall, ebbene, il piano Marshall, allora erano 17 miliardi di dollari in 4 anni, attualizzati sarebbero comunque sui 600-620 circa miliardi di dollari. Quindi questo ci fa anche capire, voglio dire, di che entità stiamo parlando. Quindi stiamo davvero parlando di molte risorse, di questi 2.650 miliardi, facendo, diciamo, debite proporzioni, all'Italia potrebbero spettare tra i 5 e i 600 miliardi, quindi andiamo sull'ordine del 40% del PIL. Quindi, giustamente, voglio dire, adesso ci troviamo di fronte, come dire, a grandi risorse. Il problema è quindi come spenderle, cioè come cercare appunto di utilizzarli. Qualcuno ha anche sollevato, come il presidente di Confindustria, addirittura il rischio che questi possano essere usati così male da poter anche far danni. In realtà, adesso, attenzione, io credo che anche qua il modo con cui usarli, adesso andando velocemente, diciamo, anche alle indicazioni di policy, come dire, dobbiamo anche considerare che c'è stata una crisi, l'abbiamo detto, molto grave, e quindi c'è innanzitutto un primo aspetto, no, che di finanziamento eccezionale, che è legato all'emergenza. E qua gli strumenti che sono stati utilizzati sono gli strumenti tipici, voglio dire, dei casi appunto di crisi, in cui lo Stato cerca di pompare risorse e liquidità attraverso i principali canali, il primo dei quali, tra l'altro, è quello dei trasferimenti diretti, l'abbiamo visto attraverso, ad esempio, la cassa integrazione, tutti i sostegni al reddito. Uno dei canali importanti è quello, anche qua vedo indicato dalle imprese come uno di quelli preferenziali, che è quello della sospensione delle imposte. Quello è il modo più diretto attraverso il quale ovviamente si consente di mantenere quel poco magari di liquidità che le imprese e anche le famiglie hanno. Quindi, diciamo, questi sono i due canali più diretti, ma evidentemente ce ne sono anche altri, in particolare quelli che riguardano alcuni trasferimenti alle imprese, in particolare però, e anche qua vedo che le imprese lo, diciamo, indicano come uno dei più importanti,
anche in futuro quello delle garanzie al credito, perché è evidente che in situazioni di difficoltà il credito rallenta moltissimo la concessione della liquidità e questo non fa che peggiorare la situazione di crisi. Ecco che quindi anche lì, diciamo, qualche tentativo, insomma, di intervento c'è stato, non particolarmente efficace, come sappiamo, ce lo ricordava anche il Presidente nella sua introduzione. Ecco, il problema però, attenzione, al di là dell'emergenza, adesso in che modo intervenire per la ripresa, perché questo è il tema che abbiamo davanti, pur, attenzione, consapevoli del fatto che l'emergenza non è finita. È vero che abbiamo visto anche i dati del mercato del lavoro che ci ha mostrato Rasera, no? Tutto sommato sembra che abbiamo toccato un picco, però appunto diversamente, diciamo, dal picco delle contaminazioni, che in realtà sono, diciamo, un picco che genera un fattore, potremmo dire, a suo modo positivo, perché l'aumento, diciamo, comunque di contaminati che guariscono aumentano anche la capacità, no, della popolazione di resistere all'epidemia. E invece per quanto riguarda la crisi economica, noi accumuliamo difficoltà economiche e quindi queste difficoltà in qualche modo si proiettano poi, no, nel futuro appunto dello sviluppo. Allora, proprio su questo tema, credo, appunto, come intervenire appunto sulla ripresa, anche qua, diciamo, a parte delle risorse appunto a disposizione, buona parte delle quali, ricordiamo, insomma, circa a livello europeo 600 miliardi sono per trasferimenti, il resto appunto per invece prestiti. Attenzione anche qua, alcuni prestiti, circa 700 miliardi, quelli che vengono direttamente dalla Unione Europea o dalla Banca Europea degli Investimenti, in realtà sono prestiti con tassi di interesse omogenei in diversi paesi e quindi anche bassi, quindi molto condizionati, diversamente invece dei prestiti della BCE che sono a tassi, diciamo, di mercato, ancorché è chiaro che questa, diciamo, enorme liquidità condiziona il mercato, come abbiamo visto peraltro proprio in questi giorni. Ma la questione è appunto dove investire. Allora, anche qua credo che al di là ovviamente delle azioni, quindi della domanda pubblica che può essere diretta e leva anche di investimenti, di partecipazioni agli investimenti anche di carattere privato, e vabbè, diciamo, gli ambiti sono, mi pare, già abbastanza ben definiti sia dalle indicazioni della Commissione europea, sia anche da quel poco che ancora, insomma, abbiamo sentito anche ieri, mi pare, no? L'altro ieri, nella conferenza stampa anche del Presidente del Consiglio. Insomma, sostanzialmente potremmo dire che ci sono 4 grandi ambiti all'interno dei quali, insomma, queste enormi risorse saranno veicolate. Allora, uno è l'ambito della salute, sanità, che peraltro non è solo, diciamo, ospedali, come sappiamo, medici, infermieri. Abbiamo capito quante sono le filiere che sono, come dire, coinvolte nell'ambito di questo sistema, e credo che questo sia un aspetto interessante di come l'industria anche, appunto, abbiamo visto anche la capacità di riconvertirsi sia nel fare mascherine, ma sempre più nell'orientarsi verso un settore di servizi che alimenta molta attività industriale, no? Molta tecnologia. Quindi questo credo sia un tema interessante proprio anche di politica industriale. Ovviamente c'è tutto l'altro grande tema che è quello del green, oggi peraltro è anche la giornata mondiale della terra e dell'ambiente, e anche qua credo che, insomma, è utile, insomma, dilungarsi sull'importanza, sulla necessità, sulla pluralità tra l'altro anche di direzioni nelle quali orientare progetti grandi e piccoli, ovviamente, che hanno a che fare dalla sicurezza idraulica a tutti i temi energetici, per non dire appunto la gestione del traffico, dell'inquinamento, insomma, nelle città, no? E poi, attenzione, se questi sono i 2 grandi settori ai quali tutti guardano e che, attenzione, saranno le condizioni per usare queste risorse, potremmo dire che abbiamo 2 altre, diciamo, settori infrastrutture, che sono assolutamente fondamentali. Sono il digitale, l'abbiamo visto prima con Monica, quanto questo influenzi anche la capacità stessa delle imprese nella loro resilienza nella crisi, e l'istruzione e la ricerca. Sono temi digitali, istruzione e ricerca sui quali devo dire che l'Italia paga quasi un deficit rilevante di natura strutturale, e anche per questo sarebbe assolutamente opportuno che venissero questi ad assumere una priorità. Attenzione, perché secondo me credo che qua il tema è anche come si riescono a incrociare questi diversi settori. Penso, tra l'altro, ecco, è venuta fuori la questione
della particolare difficoltà, sofferenza del settore del mobile, casa, particolarmente rilevante, tra l'altro in una regione come il Veneto, in aree insomma come il nord-est. Ecco, pensiamo come in realtà si potrebbero davvero e seriamente incrociare, no, delle politiche legate alla, diciamo, condizione di salute, di sicurezza delle scuole attraverso appunto investimenti di carattere pubblico e privato per migliorare le condizioni appunto di accessibilità delle scuole. Ad esempio, questi sono progetti che io credo possono anche essere lanciati a livello nazionale, ma che poi devono assolutamente essere gestiti a livello locale. Quindi il tema, credo qua, insomma, appunto di come si incrocia, importante. Ovviamente il tema del digitale l'abbiamo anche visto. Sul digitale mi permetto anche di dire che abbiamo forse alcune occasioni, delle finestre che si aprono. Ad esempio, pensate al cambiamento dei modelli di business nel settore del commercio, uno di quelli più colpiti, no, dalla crisi, però la possibilità, come dire, di passare intanto, vuol dire, a immaginare anche un ruolo di fornitura e distribuzione che ad esempio la ristorazione ha imparato, no, a utilizzare, come dei consumatori hanno imparato, e questo passaggio anche alla moneta elettronica che forse, insomma, voglio dire, in questo momento ci porterebbe anche una modernizzazione utile ad affrontare anche altri grandi temi, come sappiamo, di politica economica, in particolare, insomma, di entrate fiscali nel nostro paese. Ma oltre a questo, poi vado a delle considerazioni conclusive su anche i pericoli da evitare e come eventualmente cercare di far fronte a questi. Io credo che il tema del digitale, ma ancora una volta richiamo il lavoro che insieme stiamo facendo con Monica Plecchero, mi pare sia anche Mario Volpe collegato, e da tempo insomma stiamo cercando appunto di lavorare nel appunto capire in che modo il digitale diventa un vero fattore di competitività delle imprese. Pensiamo al grande tema del commercio estero. L'Italia è un paese, il Veneto in particolare, a forte apertura economica, lo scenario internazionale è un scenario diventato molto più difficile del passato. In realtà il protezionismo che già negli ultimi 3 anni in realtà abbiamo visto già dava segnali. Il 2019, ricordiamo, è stato un anno nel quale, il 2019, quindi prima, voglio dire, della pandemia, in cui il commercio estero si è ridotto, il valore complessivo degli scambi mondiali ha segnato meno. E questo non succedeva da molto tempo, non succedeva di fatto dal 2009. No? Quindi che ci sia un fenomeno di contrazione e ridefinizione delle modalità del commercio internazionale ormai è conclamato. Ecco che le tecnologie possono essere un importante ausilio che consente alle imprese di accedere a mercati internazionali, ripensare anche la propria organizzazione produttiva per cercare in un qualche modo di, diciamo, superare delle barriere tariffarie e non tariffarie che diventeranno sempre più importanti. Quindi le tecnologie, qua abbiamo anche un'altra ricerca in corso proprio in questa direzione, le tecnologie digitali, dalla manifattura additiva alla robotica integrata, tutto il tema di big data, ovviamente all'uso delle tecnologie anche per intrattenere relazioni, sviluppare relazioni, diciamo, con comunità di consumo e personalizzare poi anche i beni, oltre che organizzare una logistica intelligente, sono appunto condizioni oggi fondamentali per stare sui mercati internazionali. Detto questo, vado davvero alle conclusioni e per dire che appunto noi abbiamo molte risorse, abbiamo alcuni ambiti nei quali sappiamo di poter investire, ci sono alcuni evidenti pericoli che dobbiamo anche affrontare. Allora, il più importante credo sia il fatto che queste risorse non riusciremo a spenderle bene se non affronteremo il grande tema della inefficienza e della irresponsabilità burocratica della pubblica amministrazione. È vero che non tutta la pubblica amministrazione è uguale, però certo questo è uno dei gravi problemi di questo paese. Allora, ecco che qua, altro grande tema, la digitalizzazione può portare, non da sola certamente, ma la digitalizzazione può portare un grande contributo ad affrontare questo tema. Proprio questa mattina ascoltavo il presidente della Commissione per la pubblica appunto amministrazione, che contro la corruzione, l'Agenzia contro la corruzione, che in realtà sollevava proprio questo problema. Cioè, in che modo attraverso una, diciamo, razionalizzazione delle centrali di appalto e forti investimenti nel digitale sia possibile migliorare le prestazioni della pubblica amministrazione. Tuttavia, come abbiamo visto appunto dalla ricerca che ci ha presentato Monica Plecchero,
se vale per le imprese, vale anche per le organizzazioni pubbliche il fatto che non possiamo pensare solo di trasferire tecnologie digitali senza immaginare investimenti seri, significativi in capitale umano. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere uno dei settori sui quali effettivamente si interviene. Altri temi importanti, secondo me, anche un po', diciamo, il rischio di un assistenzialismo. Esistono ormai anche alcuni interessanti lavori sul fatto che appunto, cioè, come dire, mai si è pompata così tanta nuova moneta senza creare inflazione. Quindi, come dire, una sorta di illusione che lo sviluppo, la prosperità siano l'esito di moneta che viene stampata. Quindi non occorre lavorare, rischiare, investire, innovare, competere, tanto comunque, diciamo, è sufficiente aprire i rubinetti, no, della moneta e tutti quanti stiamo meglio. In realtà, attenzione, questo è molto pericoloso perché noi comunque stiamo creando un'enorme quantità di debito che dovrà essere affrontato. Questo debito, attenzione, costituirà un costo per le generazioni future e quindi due considerazioni secondo me importanti. Uno, noi dobbiamo cercare di usare le risorse per investimenti, cioè cercare di aumentare le capacità produttive future, sapendo che, voglio dire adesso anche che cosa sia un investimento, che cosa sia una spesa corrente, non sempre è chiaro. Ad esempio, se si paga un buon medico, questo è un investimento per la salute futura. Se si paga un buon insegnante, un buon ricercatore, questo genera conoscenza utile per aumentare la produttività futura. Quindi, in ogni caso, avere bene in mente che ciò che si spende deve aumentare gli asset del paese. Quindi abbiamo un debito, ma abbiamo anche delle attività dall'altro fronte. L'altra questione è il rischio inflazione. Fino adesso l'inflazione è stata contenuta e questa enorme quantità di liquidità ancora non sta creando inflazione. Il rischio è che basta poco perché l'incendio divampi dell'inflazione. L'inflazione è stata tenuta bassa da una serie di fattori nel corso degli ultimi anni, sicuramente la globalizzazione, molto anche appunto le tecnologie e anche, come qualcuno ha osservato, la crescita delle disuguaglianze. Vado alla fine, ma appunto la crescita delle disuguaglianze ha fatto sì che si sono di fatto ridotti i consumi, no? Perché chi ha di più ha ottenuto di più, ma ha usato meno i consumi e ha risparmiato di più. Ecco che quindi queste condizioni, la globalizzazione che sta cambiando, appunto le tecnologie che dobbiamo utilizzare in modo più intelligente, ma anche le disuguaglianze, ovviamente è un tema che dobbiamo affrontare. Quindi attenzione che l'inflazione rischia di essere, diciamo, un fantasma che si ripresenta a breve. Ecco che quindi ancora di più, diciamo, l'uso, diciamo, di queste risorse deve essere a fini produttivi. Chiudo appunto sulla questione da cui era partita anche la domanda di Federico, cioè il tema del centralismo. Il rischio in Italia è questo, cioè che le risorse siano tutte veicolate e gestite da apparati statali e ministeriali che, diciamo, storicamente non hanno dimostrato una grande efficacia. Ecco qua l'importanza però di proporsi in un qualche modo, ad esempio attraverso dei patti, chiamiamoli territoriali, forse anche qua non è che anche, diciamo, dell'esperienza sia particolarmente virtuosa o non dappertutto, però diciamo in cui gli attori locali, che sia la regione, che sia le camere di commercio, che si candidano a costruire dei patti con dei soggetti locali importanti su degli investimenti negli ambiti che abbiamo prima richiamato, e molti di questi in realtà hanno una dimensione territoriale, perché dalla sanità all'industria alla scuola all'ambiente hanno ovviamente questa direzione. Ultima questione, proprio l'altro rischio importante, che è quello del nazionalismo autarchico. Ricordiamoci, in particolare vale la pena forse ricordarlo in Veneto, appunto il Veneto, diciamo, con il suo 42-43%, no, di export sul PIL, fa sì che forse dobbiamo considerare che, insomma, il nostro campo di azione sarà sempre più l'Europa e, attenzione, relativamente al reshoring, proprio l'ultima battuta, relativamente al reshoring, anche questo sollevato prima da Federico, l'Italia ha un grande potenziale di crescita su questo fronte, visto che reshoring significa di fatto una regionalizzazione a scala europea delle catene del valore. L'Italia è in Europa il paese che ha più, diciamo, fattori produttivi, ad esempio di occupazione potenziale, no, da immettere, e anche cultura manifatturiera, tale appunto da poter, per così dire, sfruttare questa nuova condizione, questa nuova appunto grande opportunità. Il problema è se però riusciamo anche a risolvere i temi di cui abbiamo detto prima. Scusate se ho fatto un tantino lunga, ma insomma... Grazie Giancarlo, dai, ci aiuti sempre a alzare lo sguardo su visioni lunghe e importanti. Insomma, stiamo sforando, ma penso stiamo condividendo
dati, informazioni preziose. Credo che hai dato anche un bell'assist al Presidente Moro riguardo appunto anche al tema di come gestire, no, queste politiche di sostegno. Loro sono uso un vecchio gergo sindacale, la cinghia di trasmissione verso le imprese. Allora, Dario Moro, cosa sentite in presa diretta dalle imprese, le priorità che abbiamo visto con l'indagine, le trovate confermate, se ne stanno aggiungendo altre, quali le principali difficoltà? A lei, grazie. Poi chiedo a Tiziano Barone di pazientare per le conclusioni, ma insomma ne vale la pena. Grazie. Innanzitutto grazie a voi dell'invito. La mattinata è stata ricca di spunti assolutamente interessanti. Quello che ci interessa oggi, e come commercialisti, dall'altra parte noi il lockdown non l'abbiamo vissuto, nel senso che siamo stati sul pezzo senza interrompere e chiudere l'attività, cambiando modalità, ma l'attività di assistenza, avevamo quei codici Ateco per i quali non era prevista la chiusura. E abbiamo vissuto appieno il periodo dell'emergenza. Faccio un passo un attimo indietro. La grande difficoltà che abbiamo visto è un problema legato alla burocratizzazione, all'emissione di norme in tutto questo. Stiamo parlando che dal 22 di gennaio al 26 maggio sono stati emessi 173 provvedimenti, vuol dire quasi un provvedimento al giorno, più di 2000 pagine da leggere, da studiare. Sicuramente una situazione di shock, una situazione di emergenza come questa era abbastanza naturale e dovuta. Però ancora una volta siamo caduti in quel rischio di voler presidiare tutto tramite la burocrazia e non abbiamo semplificato il modo di agire, quando era fondamentale in un momento come questo semplificare e intervenire in maniera diretta e veloce. A tutti gli effetti è stata una mabelle che si ripresenta in me in maniera sistematica, perché la curiosità mi ha portato di andare a rivedere cosa si diceva nel 2008 a riguardo. E ancora una volta i problemi che oggi abbiamo vissuto erano stati vissuti nella crisi del 2008 di quelle successive, in cui a fianco all'emergenza coronavirus, l'emergenza burocrazia sta creando danni, e di questo tutti quei rallentamenti che oggi viviamo. Quindi direi che è fondamentale un salto culturale, che è quello che anche diceva il professor Corò, un salto culturale nel rapporto fra il sistema pubblico e il sistema privato, dove è vero che l'economia, il territorio, i rapporti fra i soggetti sono sempre più complessi, però troppo spesso si fa una confusione fra il concetto di complessità da una parte e complicazione dall'altra. Noi siamo bravi a complicarci l'attività e tutto questo crea una serie di problemi di seguito. Quindi quello che è necessario, a mio avviso, una lotta culturale, uno snodo importante per ripartire, e questo poteva essere il momento di rottura, e per rilanciare un'economia reale, investimenti, togliere inefficienze e far sì che quella potenza di fuoco, quelle risorse che verranno messe in campo vengano utilizzate nel modo migliore e non si perdano in costi e inefficienze del sistema. E proprio questo è quello che abbiamo voluto fare, anche cercando di capire con un questionario che abbiamo diffuso nei confronti degli iscritti delle tre Venezie, quindi i nostri iscritti di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Questionario che ha raggiunto circa 13.000 colleghi, e che fondamentalmente hanno dato la conferma delle analisi di cui oggi si è parlato. Un questionario che ha riguardato da una parte la vita dello studio, l'esperienza del professionista, ma nello stesso tempo, visto che a fianco all'impresa, dove c'è un'impresa, c'è fondamentalmente un commercialista. Parliamo che il 75% dei dichiarativi sono inviati dai 120.000 commercialisti italiani, quindi a tutti gli effetti siamo un presidio sul territorio e sull'economia.
hanno dato conferma dei dati oggi evidenziati, cioè quindi un rallentamento, una problematica della difficoltà ad accedere al credito, una problematica legata al fisco, nel senso che quello che è stato i rinvii dei termini non sono stati e non sono ritenuti sufficienti, un problema di aumento dei ritardi dei pagamenti, cioè fondamentalmente, riassumendo quello che oggi sono state evidenziate, e non vado a mostrarvi le slide per problemi di tempo, si ritrovano e trovano conforto in quello detto da voi o viceversa. Tutto questo, in questi 2 mesi, in questi tre mesi, ne abbiamo viste di diverse situazioni. Sto pensando al problema dei codici Ateco che ha rallentato chi voleva produrre, sto pensando al problema dei contributi INPS per quanto riguarda le attività artigianali, sto parlando del problema delle mascherine che ancora una volta ha evidenziato in tutta la sua drammaticità l'aspetto dei problemi della burocrazia con autorizzazioni, autocertificazioni, riduzioni del prezzo con interventi post. Sto pensando alle norme sulla sicurezza per i rinvii, per la ripartenza oggi, che ha creato ulteriori problemi al sistema. Quindi tutte cose che devono essere, a mio avviso, superate, in quanto tutto questo crea solo un rallentamento in una situazione già assolutamente difficile. Mi rifaccio anche a quello che diceva il Presidente Pozzi all'inizio, la drammaticità o il rallentamento nella concessione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito. Su questo, per semplificare, abbiamo tre nature, quelli sotto i 25.000 euro con garanzia al 100%, quelli superiori ai 25.000 euro di finanziamenti con garanzia parziale dell'80 o del 90% da parte del medio credito centrale. E qui quello che abbiamo vissuto e quello che emerge dal questionario è stata un numero considerevole di richieste e delle risposte a 10 giorni fa assolutamente insufficienti rispetto alle richieste. Stiamo parlando una riduzione una mancanza di risposta di oltre il 60%. Sono aspetti che stanno a significare, non penso, e non sono gli istituti di credito che non vogliono erogare, ma ancora una volta sono lacci e lacciuoli di un sistema che richiede comunque valutazioni, che richiede assunzioni di responsabilità da parte del sistema erogante. Allora, anche qui mi chiedo, vogliamo semplificare, vogliamo accelerare, ed è necessario accelerare, dobbiamo semplificare il sistema. Perché se superiamo, il rischio qual è? Il rischio è quello di superare da una parte la pandemia, il rischio Covid, ma ricadere nella nuova emergenza che si chiama burocrazia. E stando attenti che non è che la burocrazia significhi una maggior presidio delle attività, un contrasto all'illegalità. Anzi, di solito al contrario, andiamo semplicemente a sanzionare o creare problematiche di natura formale più che di natura sostanziale. In tutto questo io ritengo che sia fondamentale il momento di confronto, che sia fondamentale l'ascolto da parte del sistema pubblico delle realtà territoriali, che possono essere le attività ordinistiche, che devono essere le camere di commercio, le associazioni di categoria, perché deve essere un confronto ampio sul tavolo, atto a favorire la ripresa del sistema. Per quanto riguarda, e questo è quello che stiamo chiedendo al governo e che vorremmo continuare a chiedere al governo, attribuendo anche delle funzioni sussidiarie a tutto quello che è da parte della pubblica amministrazione nei confronti del privato, perché penso che questa possa essere la strada per percorrere, perché oggi, ahimè, il sistema Italia non correva prima, oggi ha bisogno di correre più di prima, e su questo penso che il sistema privatistico o delle associazioni ordinistiche abbia e possa e debba avere una funzione importante.
Vi porto l'esempio del sistema fiscale, e sul quale è uno degli interventi fondamentali per poter riprendere. E anche da qui il questionario, tutti, sia a livello di professionisti da una parte che da parte delle imprese, si è visto come il sistema gli interventi siano assolutamente insufficienti, perché stiamo parlando dei rinvii di imposte e contributi che devono essere di marzo, relativi al mese di marzo e al mese di aprile, che vengono rinviati a settembre. Allora mal si cozza con quello che abbiamo visto prima, in cui la maggior parte delle imprese pensano di non ritornare al fatturato entro un anno, e io dovrei essere in grado di far fronte agli impegni fiscali già nel mese di settembre, quindi con un rinvio, un ritardo di pochi mesi, tenendo presente che, e scusatemi se vado sul tecnico, ma penso che questo sia decoroso da parte nostra, tenendo presente che le scadenze dell'invio delle dichiarazioni fra giugno e luglio sono confermate. Allora in tutto questo dico, un'impresa oggi, certo, ha l'obbligo di pagare le imposte, ha l'obbligo di far fronte ai propri adempimenti, ma penso che oggi abbia delle urgenze ben più importanti rispetto a quelle di soddisfare delle scadenze così immediate. Sapendo che l'anno scorso per l'applicazione dell'ISA, quindi l'applicazione di una sorta di valutazione dell'impresa, le tasse non sono state rinviate, il saldo delle imposte sono state rinviate a fine novembre, i primi giorni di dicembre. Allora tutto questo mi chiedo, perfetto, potenza di fuoco arriva, denaro sta arrivando, impegno ce n'è, l'impressione mia è che sia a pioggia, che siano delle attività di natura legate più a un sussidi, è un intervento a pioggia, che una vera e propria strategia dove andare. E allora su questo è fondamentale invece definire una strategia, cosa che già dicevamo all'inizio della crisi e che quindi ritengo ancora più importante in questo momento, vedendo i numeri e vedendo quello che gli scenari che ci aspettano, perché temo che le vere problematiche saranno, e come confermato anche dal questionario, e non è solo il mio pensiero, saranno nei mesi da luglio in poi, perché oggi tutta una serie di attività si è fermata, ma il problema è capire quanti saranno in grado di riprendere e di ripartire, e i segnali non sono dei più favorevoli. E allora su questo sicuramente devono essere date certezze da una parte, sostegno, ma la certezza è fondamentale per la velocità della ripresa, la certezza è fondamentale per le decisioni da prendere, la certezza è quella di dire non mi cambi la scadenza il giorno prima, non mi dai indicazioni il giorno prima. Lo stesso linee di credito erano 25.000 euro fino a una settimana fa e sono aumentate a 30.000 euro in fase successiva. Allora non sono i 5.000 euro che probabilmente cambiano la vita, ma ancora una volta è emblematica di una mancanza di visione a medio-lungo periodo, cosa che oggi è fondamentale. E qui ho paura, appunto, quello che diceva il professor Corò, che vengano utilizzate al meglio queste risorse. E quindi per fare questo penso che l'unica cosa sia quella di un confronto con chi è sul territorio, con chi è sull'economia tutti i giorni. Quindi in tutto questo, per concludere, mi aspetto forse è utopistico, ma mi aspetterei e spererei di avere una svolta culturale che vuol dire un approccio diverso del rapporto fra il sistema pubblico e il sistema privato, un approccio tale che mi semplifichi la vita alle imprese, che semplifichi l'applicazione delle norme. Non è possibile avere una Babele come quella che abbiamo vissuto in questi giorni, e stiamo ancora aspettando decreti attuativi per i fondi perduti, stiamo ancora aspettando le ristrutturazioni che sono intervenute, il sisma bonus di cui tutti stiamo parlando, ma che ancora una volta partirà dal 1° luglio, e quindi vuol dire ancora per le imprese stare fermi e non iniziare i lavori per un altro mese, quando invece era fondamentale ripartire. E allora anche questi accorgimenti penso che sia fondamentale ragionare con chi è sul campo tutti i giorni.
Noi siamo, penso, tutti quelli che oggi si sono collegati, sono qui pronti e questo tipo di confronto lo conferma per dare il proprio apporto proprio al sistema economico in cui tutti noi viviamo e che è fondamentale per tutto il sistema. Non vorrei che a settembre o anche prima ci si fossero delle ripercussioni sociali non da poco, ed è quello che temiamo e quello che risulta dai nostri numeri. Mi chiudo qui, ringrazio per la partecipazione, ringrazio per l'invito e ringrazio veramente per gli spunti dati da tutti i relatori e per Unioncamere e l'Osservatorio Economico per l'organizzazione dell'evento. Grazie. Siamo noi che ringraziamo lei per anche il taglio concreto, no, in chiusura di questo nostro webinar, nel dare la parola al direttore del Veneto Lavoro, a Tiziano Barone, che ha adesso il compito complesso delle sintesi, però insomma volevo sottolineare, mi pare che il binomio che lei, il Presidente Moro, ha appena detto tra sussidio e strategia sia veramente importante, no? Sia dirimente rispetto a come possiamo affrontare queste fasi, no? di ripartenza. Un binomio su cui penso tutti noi ci andremo bene a riflettere. Tiziano, a te per le conclusioni. Prima porta paziente un minuto che Antonella dà a tutti delle informazioni organizzative. Sì, ti rubo solo qualche secondo per dirvi che poi nel primo pomeriggio tutti i materiali e le slide che sono state presentate questa mattina saranno disponibili nella home del sito di Unioncamere del Veneto alla sezione news. E se qualcuno ha dei problemi può comunque scrivere a unione@ven.camcom.it e ve le possiamo inviare. Grazie. Lascio la parola a Tiziano Barone. Grazie davvero di questa occasione. E credo sia interessante proprio evidenziare la collaborazione tra Veneto Lavoro e il sistema camerale proprio per mettere in moto alcune energie conoscitive che in questo momento sono sicuramente necessarie. Faccio proprio una carrellata di spunti. Sul tema del cambiamento è evidente che la partita è la capacità di reazione dei sistemi, quindi dei governi e di tutta la catena di governo fino alle persone, alle imprese, in termini di rapidità e di capacità. E su questo mi pare interessante tutta l'osservazione fatta rispetto alle competenze digitali che permettono di essere più rapidi nella reazione. L'altro elemento però che volevo segnalare rispetto al cambiamento è che bisogna avere il coraggio di buttare via quello che non serve e tenere quello che serve. E questa è una cosa che riguarda sia la pubblica amministrazione che il sistema privato. Se io penso a questi ultimi 2 mesi, a come hanno inciso nell'attività dei centri per l'impiego, posso dire che abbiamo messo le basi per avere un rapporto digitale con gli utenti. Un rapporto, non dico al 100% digitale, ma un rapporto fortemente orientato al digitale. Questo implica certamente alcune partite, implica una crescita culturale sul digitale da parte degli utenti, persone e imprese, e implica un cambiamento organizzativo dei nostri uffici, proprio passando da una gestione a processi a una gestione a risultato. Però se io penso appunto ai nostri utenti disoccupati, ci sarebbe la necessità di poter avere un piano stile, chi mi è coetaneo si ricorda Non è mai troppo tardi di Alberto Manzi. Oggi c'è la necessità di avere la stessa cosa per tutti quelli che hanno difficoltà rispetto al digitale. Quindi tema cambiamento. Tentazione del centralismo, è vero, la tentazione del centralismo c'è proprio perché non abbiamo completato un decente processo di autonomia o comunque di delega
delega territoriale, e cioè di responsabilità dei territori. Da questo punto di vista la combinazione di centralismo con l'eliminazione dei corpi intermedi è come dire, è una pestilenza, quindi è necessario riporre i corpi intermedi nel dialogo tra centro e periferia, e soprattutto nella gestione delle attività, o meglio nella definizione e gestione delle attività rivolte agli utenti finali. Attenzione però, anche i corpi intermedi hanno il problema del cambiamento di prima, cioè che devono avere la capacità di buttare via quello che non serve e tenere quello che serve. Questione del debito. È evidente che la partita del debito non può lasciarci irresponsabili, e soprattutto pensare che siamo diventati una società signorile di massa finanziata non più dai nostri risparmi. Se vi ricordate, nel libro di Ricolfi si faceva riferimento ai famosi 350.000 euro all'interno di ogni conto corrente delle famiglie, dei domestici. Non siamo a questo livello, però se facciamo i conti tra debito e presenza nei conti correnti, solo negli ultimi 2 mesi i conti correnti sono saliti di 30 miliardi dai dati del governatore. È evidente che la partita del debito richiede responsabilità, quindi attenzione a come si spende e evitare l'assistenzialismo. Non spendo nessuna osservazione sulla vicenda del reddito di cittadinanza, perché il problema del reddito di cittadinanza non è tanto come si trattano queste persone, quanto come si gestisce la povertà, e quindi in che modo c'è una situazione un po' imbarazzante. Un'altra osservazione, dicevo, innovazione nella pubblica amministrazione. Insieme all'innovazione della pubblica amministrazione, meglio, c'è tutta la partita del welfare, dei sistemi di welfare, che va comunque affrontato. E da questo punto di vista la prima gamba, la gamba pensionistica, a maggior ragione oggi non è in grado di reggere il peso del post-Covid. Quindi tutta la partita dei fondi bilaterali, sia quindi contrattuali, legati sia alla previdenza che alla sanità, che alla bilateralità territoriale e il collegamento con il welfare territoriale aziendale, va assolutamente attenzionato, e su questo mi pare interessante anche l'iniziativa della Camera di Commercio di Treviso Belluno di porre uno dei temi di sviluppo, il tema del welfare. Veniamo alla questione delle misure, delle politiche. Io credo che i corpi intermedi hanno in questo momento uno spazio significativo di pretendere politiche che abbiano caratteristiche di chiarezza, semplicità, universalità e messe a terra in tempi rapidi. Io credo che questa partita, e cioè che le politiche che vengono svolte sia a livello nazionale che a livello soprattutto regionale, abbiano caratteristiche di semplicità, universalità e rapidità di esecuzione, rappresenta la questione, come dire, su cui tutti dobbiamo misurarci. Dovremmo poter disporre di misure di politica, uno strato semplice, e poi possiamo anche introdurre misure ad hoc su segmenti, su utenti, però il problema è rafforzare. Ecco, su questo io penso che alcune iniziative della Regione Veneto, sia sul versante dei giovani che sul versante degli over 30, con l'assegno per il lavoro, siano esattamente andate in quella direzione. Ultima osservazione, il ruolo delle istituzioni. Io credo che in questo momento poter disporre di dati amministrativi buoni, puliti, poter richiedere e anche pretendere un'integrazione dei dati tra le pubbliche amministrazioni sia non solo un dovere, ma sia un obbligo
vi faccio un esempio, noi nella nostra attività non riusciamo a avere i dati dall'INPS rispetto ai lavoratori che sono andati in pensione, oppure non sappiamo dall'anagrafe i lavoratori che sono deceduti, oppure non sappiamo chi ha aperto partita IVA. Ecco, non è più possibile che tra le pubbliche amministrazioni non ci sia uno scambio facile di dati che consenta di decidere sulle misure che intervengono sulle persone. L'esempio tra Veneto Lavoro e il sistema camerale è un esempio virtuoso, invece, di come si possa moltiplicare il risultato, quindi 1 più 1 non fa 2 ma fa 4, proprio a partire da una buona gestione dei dati amministrativi. Con una variante, io credo, che noi abbiamo sperimentato con l'osservatorio, e qui ringrazio Maurizio Rasera e Gambuzza, aver voluto presentare i dati settimana per settimana, quindi aver spostato l'attenzione su una dinamica non più trimestrale ma settimanale. Questa è una partita rischiosissima perché era contro diciamo, i processi normali di utilizzo delle nostre informazioni, però aver rischiato questa partita ci ha consentito di poter dire cose nuove. Faccio un esempio: oggi, rispetto a quanti sono i disoccupati della nostra regione, è più facile partire dai nostri dati sui movimenti dei contratti e sui rischi di termine dei contratti di lavoro, piuttosto che di utilizzare il dato statistico dell'Istat, che per ragioni sue ha altre influenze. In questo senso io credo che la collaborazione sulle informazioni amministrative e soprattutto su una produzione continua, variabile e continua di conoscenza sia fondamentale. Termino citando semplicemente una delle cose che mi ha colpito di più dell'intervento del governatore della Banca d'Italia. Serve un nuovo rapporto tra governo, impresa, dell'economia reale e della finanza, istituzioni, società civile. Possiamo non chiamarlo, come pure è stato suggerito, bisogno di un nuovo contratto sociale, ma anche in questa prospettiva serve procedere a un confronto ordinato e dar vita a un dialogo costruttivo. Io credo che il lavoro delle Camere di Commercio rappresenti anche un contributo su questo, ma se non accade questo nuovo rapporto tra governo nazionale, regionale, con l'economia, le istituzioni, le famiglie, i corpi intermedi, noi non riusciremo a uscirne fuori e probabilmente fra qualche mese avremo, non dico la guerra civile, ma avremo tensioni rilevantissime. Grazie. Grazie Tiziano e grazie davvero a tutte le 50 persone che ancora pazientemente sono collegate. A quest'ora non aprirei alle domande, mi sembra inopportuno rispetto al pranzo che ci attende. Consentitemi soltanto un ringraziamento finale a tutti i relatori, ai contributi di notevole interesse che hanno portato, al gruppo del Centro Studi di Leoncamere e al mio gruppo di ufficio dell'ufficio a Treviso per i dati che hanno maneggiato in questo periodo, con lo sforzo di monitorare minutamente la situazione. Vi diamo appuntamento alle prossime monitoraggi e vi ringraziamo ancora per l'attenzione. Questioni, domande, curiosità, le nostre mail sono in linea e quindi sicuramente il dibattito lo possiamo proseguire anche offline. Vi ringrazio ancora, buon pranzo. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a tutti.